Stiamo per iniziare la 39esima inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Friuli. Prima di cominciare quest'anno abbiamo pensato di regalarvi alcune informazioni sul perché di questa cerimonia. Nel Medioevo, quando è nata l'università, le ritualità pubbliche erano finalizzate a presentare i corpi della società e delle istituzioni. Quando sfilava la città venivano presentate le istituzioni, le corporazioni, le confraternite e le associazioni. Delle universitates sfilavano i maestri e gli studenti, in rappresentanza non delle discipline, ma delle nationes di provenienza. Da allora, oltre al mondo, è cambiato anche il sistema universitario, che è la principale sede di produzione di conoscenza e innovazione. Tuttavia, alcune tradizioni sono state conservate e tramandate. Una di queste è l'inaugurazione dell'anno accademico, che si aprirà tra poco con l'ingresso del corteo accademico, che sarà aperto dal prorettore vicario dell'Ateneo e vedrà sfilare i delegati del rettore, i rappresentanti dei 9 dipartimenti dell'Ateneo, con le toghe bordate con i colori che identificano le discipline di appartenenza: azzurro per l'ambito giuridico, giallo per quello economico, nero ingegneristico e architettonico, viola linguistico e della formazione, verde scuro agrario, rosso medico, bianco storico-letterario, verde chiaro scienze matematiche, fisiche e informatiche. Seguiranno le autorità accademiche e civili ospiti. Chiuderà il corteo il magnifico rettore con toga, tocco ed ermellino. Fa quindi ora il suo ingresso il corteo accademico aperto dal prorettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Roberto Pinton. Seguono i delegati di area dell'Università degli Studi di Udine, la professoressa Fabiana Fusco, la professoressa Maria Cristina Nicoli, il professor Pierluca Montessoro. E quindi i docenti rappresentanti dei 9 dipartimenti dell'Università degli Studi di Udine. Ed ecco i delegati dei rettori delle università ospiti. Per l'Università di Padova la professoressa Daniela Mapelli. Per l'Università di Rijeka il professor Sladan Zar. Per l'Università di Venezia il professor Pierluigi Grandinetti. Per l'Università UAV, chiedo scusa. Per l'Università di Verona la professoressa Linda Napolitano. Per l'Università di Zadar, Croazia, il professor Slaven Zjalic. Professori, i rettori delle università ospiti, il rettore dell'Università di Banja Luka, il professor Milan Mataruga, dell'Università di Trento, il professor Paolo Collini, dell'Università di Trieste, il professor Maurizio Fermeglia, della Sissa di Trieste, il professor Stefano Ruffo, di Venezia Ca' Foscari, il professor Michele Bugliesi. Il direttore della Scuola Superiore dell'Università di Udine, il direttore del Centro Polifunzionale di Gorizia e il delegato del Centro Polifunzionale di Pordenone. Il docente che terrà la prolusione, il professor Franco Fabbro. E quindi i 9 direttori dei dipartimenti dell'Università di Udine: Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, il professor Paolo Ceccon; Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, il professor Andrea Garlatti; Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, la professoressa Antonella Riem; Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, professor Gianluca Foresti; Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Marina Brollo; Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche, professor Alessandro Uzzau;
Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, professor Andrea Zannini, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, professor Marco Petti, Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, professor Silvio Brusaferro. L'assessore all'innovazione e allo sviluppo economico del Comune di Udine, dottor Gabriele Giacomini, il Presidente della Provincia di Udine, professor Pietro Fontanini, l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, professoressa Loredana Panariti. Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Massimo Inguscio, l'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Mazzoccato, e il magnifico Rettore dell'Università di Udine, professor Alberto Felice De Toni. Fa ora il suo ingresso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa il robot semiautomatico Doro, che consegnerà al magnifico Rettore la sua prolusione. Buongiorno magnifico Rettore dell'Università di Udine, professor Alberto De Toni. Sono Doro, un robot autonomo e vengo dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Istituto di Biorobotica. Come sta? Bene, grazie. Magnifico Rettore, sono stato incaricato di portarle il testo della sua prolusione. Eccola. Grazie Doro. Magnifico Rettore, le faccio i miei migliori auguri e gli auguri da parte di tutti i miei fratelli e sorelle robot per l'anno accademico 2016 a 2017. Uno è lieto di poter servire. Grazie Doro, grazie a tutti. Voglio ringraziare per questa apertura diciamo futuribile la professoressa Leopoldina Fortunati, che insegna a Pordenone nel nostro corso di sociologia multimediale, e voglio ringraziare i docenti del Sant'Anna di Pisa, in particolare il professor ingegnere Filippo Cavallo, che cura il progetto. Come vedete, l'Università Italiana è già nel futuro. Grazie a tutti. Caro Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, professor Massimo Inguscio, caro Assessore regionale alla ricerca e all'Università, professoressa Loredana Panariti, caro Presidente della Provincia, professor Pietro Fontanini, caro Assessore all'innovazione del Comune di Udine, dottor Gabriele Giacomini.
care autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, signore, signori. Inauguriamo oggi il 39esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Udine. Ringrazio tutti i presenti per voler condividere con noi questa cerimonia durante la quale ogni anno riaffermiamo gli ideali e i valori del nostro Ateneo. Prima di tracciare un breve bilancio e parlare delle sfide che ci attendono, desidero rivolgere un breve saluto ai nostri ospiti stranieri. It is my privilege and my pleasure to give my warmest welcome here in Udine to the distinguished rectors and guests. I would like to thank you for having accepted to take part to this ceremony today, which celebrates our 39th academic year. It is a particularly important year because it marks the 40th anniversary of the earthquake in Friuli, a shocking event that led to the foundation of this university. E desidero porgere anche a tutti un affettuoso saluto nella lingua della nostra terra. In queste giornate simboliche per il nostro Ateneu, ho pante il nostro saluto pour vivaros ai retors italians e foresci, agli ospiti illustrissimis, ai studenti e a tutta la comunità universitaria. Ho auguri a tutti un an plein de soddisfazione che, o sono sicuro, che non mancheranno. Dalla prima inaugurazione del mio mandato a quella di oggi abbiamo avuto protagonisti delle università, della ricerca, dell'economia, della finanza. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, allora professoressa Maria Cara Carrozza, il Presidente dell'ANVUR, allora Professor Stefano Fantoni, il Presidente della CRUI, allora Professor Stefano Paleari, il Presidente di Alma Laurea, Professor Ivano Dionigi, il Presidente di Piccola Industria, Dottor Alberto Baban, il Direttore Generale di Banca d'Italia, Dottor Salvatore Rossi, e oggi il Presidente del CNR, Professor Massimo Inguscio, che ringraziamo di cuore per averlo qui e che noi abbiamo voluto avere oggi al nostro fianco a testimonianza della relazione chiave che lega università ed enti di ricerca. Siamo lusingati di aver ospitato presso il nostro Ateneo rappresentanti di istituzioni così rilevanti come quella appena citata e di poterci confrontare oggi col Presidente del CNR sulle strategie di ricerca e sugli sviluppi futuri del più importante ente nazionale di ricerca. Il CNR è stato creato, ricordiamolo, nel 1923 come trasformazione del Comitato Nazionale Scientifico e Tecnico per lo sviluppo e l'incremento dell'industria italiana, fondato nel 1916, cioè esattamente un secolo fa. Un ente quindi che quest'anno celebra il suo centenario e che ha avuto alla sua guida persone di indiscusso prestigio come Guglielmo Marconi. Quest'anno abbiamo riassunto in un rapporto che trovate in sala, denominato Un anno di UniUD, i dati fondamentali, le attività chiave e i risultati raggiunti dal nostro Ateneo nell'ultimo anno accademico. Adesso rimandiamo per una breve descrizione delle molteplici attività di didattica, ricerca e trasferimento realizzate da ottobre 2015 a settembre 2016. Alla data del 31 ottobre risultano immatricolate 4.267 nuovi studenti, più 4,84 rispetto all'anno precedente. Complessivamente oggi la comunità universitaria dell'Ateneo di Udine è formata da 17.298 persone, 15.381 studenti, 648 docenti e ricercatori, 524 tecnici amministrativi, 32 collaboratori ed esperti linguistici, 234 dottorandi di ricerca, 353 specializzandi, 126 assegnisti di ricerca. L'offerta didattica è costituita da 36 corsi di laurea triennali, 32 magistrali, 4 a ciclo unico, 15 dottorati di ricerca, 15 master universitari, 31 scuole di specializzazione, una scuola superiore. L'Ateneo è presente anche a Pordenone, Gorizia e Gemone, partecipa a Friuli Innovazione per il trasferimento dell'innovazione tecnologica e Friuli Formazione per l'alta formazione. Possiede un'azienda agraria avanzata e promuove la casa editrice Forum. L'Università concorre insieme alla Regione alla gestione dell'azienda ospedaliera universitaria Santa Maria della Misericordia, struttura regionale di rilievo nazionale,
e di alta specializzazione in cui lavorano circa 3.800 persone. Il piano strategico di Ateneo e i piani strategici di Dipartimento redatti l'anno scorso hanno conosciuto la prima fase di realizzazione grazie allo stanziamento triennale di oltre 13 milioni di euro per investimenti in infrastrutture e a sostegno dell'attività di ricerca e di didattica. Queste risorse sono il frutto dei primi 3 anni del mandato, caratterizzato da un'attenta gestione finanziaria che ci ha consentito di generare nuove risorse, tutte reinvestite nelle nostre attività istituzionali, per migliorarne ulteriormente la qualità e il grado di efficienza, puntando sulla sinergia tra azioni dei dipartimenti dell'Ateneo. Nella didattica sono stati realizzati investimenti nelle attività formative e laboratoriali, introducendo tecniche di insegnamento innovative, nelle infrastrutture tecnologiche di e-learning, nelle attività di orientamento e tutorato per prevenire la dispersione, nei progetti di mobilità internazionali, nella promozione di master e corsi di alta formazione, negli interventi ad hoc di didattica, tra i quali lo sviluppo delle competenze trasversali, cioè le soft skills. Sul versante della ricerca, investimenti sono stati destinati a laboratori, attrezzature e a progetti di ricerca che verranno proposti dai dipartimenti e che verranno valutati da referii esterni con criteri trasparenti e selettivi e con meccanismi di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post. Gli investimenti sono stati inoltre destinati ad azioni di Ateneo che valorizzeranno ulteriormente l'interazione con il sistema produttivo del nostro territorio, in particolare con la creazione di uno sportello impresa quale punto di accesso privilegiato delle aziende alle iniziative dell'Ateneo per il sistema economico. Nel quadro del piano strategico è proseguita la riorganizzazione dipartimentale e dal prossimo 1 gennaio 2017 verrà avviato un dipartimento unico di area medica. Con questa attivazione si conclude il processo di riorganizzazione dei dipartimenti, che dai 14 iniziali del 2013 sono diventati 8, e precisamente nelle macro aree di agraria, economia, giurisprudenza, ingegneria, architettura, lingue, lettere, medicina e scienze. Le macro aree sono le stesse delle 8 facoltà storiche dell'Ateneo. I dipartimenti però, a differenza delle vecchie facoltà, comprendono 3 classi di attività: ricerca, didattica e trasferimento. In questo modo i nuovi dipartimenti sono diventati unità capaci di assumere una soggettività reale nell'individuare gli sviluppi delle proprie aree di competenza e di assumere una centralità nella vita dell'università, diventandone i fattori cardine. Il traguardo appena raggiunto dei dipartimenti ben focalizzati di dimensioni significative ci consegna un Ateneo robusto, capace di affrontare l'immanente appuntamento con le nuove politiche di premialità universitaria previste per la finanziaria 2017. Il nuovo premiale vede anche i dipartimenti e non più solo gli Atenei a concorrere sul piano nazionale per acquisire nuove risorse basate sul criterio dei risultati della ricerca, così come valutati dall'Anvur. Una politica questa sollecitata dalla CRUI è volta a rendere possibile una ricerca di eccellenza anche in sedi diversi da quelle più grandi e blasonate, finora favorite dalle politiche di premialità. Il tutto è finalizzato a mantenere le 62 università pubbliche come un sistema reale, dove sia possibile essere un'università di qualità sia al centro sia in periferia. Il premiale di Ateneo, cioè il premiale dipartimentale, diversamente da quello di Ateneo, consentirà di fuoriuscire dal modello di Research and Teaching University verso cui il tradizionale sistema premiale d'Ateneo ci stava inesorabilmente portando e aprirà una sana competizione sul piano nazionale tra dipartimenti di aree omogenee. Guardando più avanti nel tempo, a 10 o a 20 anni, il premiale dipartimentale favorirà la presa di consapevolezza che dentro ogni Ateneo si eccelle nella ricerca in alcune aree, non in tutte. La polarizzazione indotta nei prossimi anni da questa azione sarà la base di partenza su cui far decollare dal basso delle strategie di complementarietà territoriale ben ponderate da ogni Ateneo. È l'unico modo per garantire al Paese la presenza di università di qualità in tutto il territorio in una prospettiva di sostenibilità finanziaria di lungo periodo. I processi di cambiamento della nostra università hanno interessato anche le direzioni tecniche e amministrative. Il CDA ha approvato recentemente l'istituzione di 6 nuove direzioni nelle aree didattica, ricerca e trasferimento, personale, finanziaria, servizi edili ed informatici polidecentrati.
Le nuove direzioni, oltre che migliorare l'assetto organizzativo e i servizi offerti, aprono nuove prospettive per responsabilità dirigenziali e per progressioni di carriera del personale tecnico amministrativo. Per troppo tempo in passato non si è dato uno spazio adeguato a queste professionalità. L'università ha bisogno, come in una squadra di calcio, di un gruppo coeso, dove il corpo docente e quello tecnico-amministrativo, ognuno nel proprio ruolo e nel proprio reparto, giocano insieme per una didattica, una ricerca e un trasferimento di qualità. La squadra in campo è la stessa, non sono due, e anche l'allenatore è lo stesso. 6 direzioni, 8 dipartimenti disegnano un'organizzazione matrice composta da 6 colonne, le direzioni, a servizio di 8 righe e dipartimenti. 6 per 8 fa 48. Abbiamo fatto un 48, ovvero una piccola rivoluzione di cui non ci si è accorti, perché condotta con i tempi appropriati di una metamorfosi lunga 3 anni. Ma le attenzioni non sono andate solo agli aspetti strategici e organizzativi, abbiamo lavorato anche sugli aspetti gestionali. Lo scorso 29 giugno abbiamo ottenuto la certificazione di qualità per l'intero Ateneo ai sensi della norma ISO 9001. A nostra conoscenza siamo la prima università nel Paese a conseguirla, e questo grazie al lavoro di molte persone in gruppi di lavoro trasversali a cui hanno partecipato tecnici, amministrativi, docenti e studenti. In direzione generale è appesa una foto di dimensioni da parete scattata nel giorno della cerimonia di consegna. Vi sono ritratte oltre 120 persone. Uno straordinario risultato di gruppo che non è solo un traguardo, ma anche una tappa lungo un percorso di miglioramento continuo. Lo sviluppo del nostro Ateneo è andato consolidandosi anche grazie ad un accordo a livello regionale con l'Università di Trieste e con la Sissa. Sul piano della didattica lo testimoniano le numerose iniziative interateneo, oltre 20, a livello di lauree triennali, magistrali, dottorati, master e scuole di specializzazione. Sul piano della ricerca applicata e del trasferimento, lo scorso 7 luglio, presso le strutture del polo scientifico della nostra università, insieme al rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, e al direttore della Sissa, Stefano Ruffo, che saluto vivamente e che ringrazio di essere qui con noi, ho inaugurato il primo lotto del laboratorio di ricerca di avanguardia nei settori della meccatronica e della robotica, denominato LAMA FVG, il quale rappresenta il primo ambizioso risultato derivante dalle sinergie tra i 3 atenei regionali e il mondo industriale. È un laboratorio con caratteristiche uniche anche a livello europeo per le apparecchiature di cui è dotato grazie ad investimenti consistenti a cui hanno contribuito il MIUR, la nostra regione e i nostri atenei. A questa iniziativa si affiancano altri 2 progetti integrati tra le università in corso di realizzazione e consolidamento. Il progetto ICAN, finalizzato alla creazione di un centro all'avanguardia dedicato al cancro e alle malattie degenerative, e il progetto HPC High Performance Computing. Questi progetti mirano a creare infrastrutture condivise anche con altri enti di ricerca, Area Science Park, e saluto qui il Presidente, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, cui viene favorita l'aggregazione in rete tra gruppi di ricerca operanti all'interno del sistema universitario regionale. Recentemente l'importo di 1.750.000 euro messo a disposizione della Regione per le infrastrutture di ricerca è stato concentrato sui 3 progetti, 1 milione di euro su HPC, mezzo milione su ICAN e 250.000 su LAMA. La collaborazione dei 3 atenei regionali non si misura solo su didattica e ricerca, ma anche sul trasferimento di conoscenza. Dall'inizio del 2015 la terza missione viene gestita in sinergia come un unico hub nei confronti del territorio. Il 2016 è stato l'anno del consolidamento di un tavolo di lavoro congiunto anche con la Regione. Sotto il logo unitario di United Universities of FVG, i 3 atenei hanno colto la proposta di Intesa San Paolo e patrocinata da Confindustria regionale di ospitare a Udine lo scorso 11 ottobre un evento di promozione della tutela della proprietà intellettuale. Questa vetrina delle best practice è stata illustrata attraverso i contributi di alcuni inventori delle loro parti industriali. Ma esiste una quarta area di collaborazione tra i 3 atenei, non meno importante, quella dei servizi tecnici e amministrativi. I 3 direttori generali, Massimo De Silverio di Udine, Maria Pia Torinetti di Trieste e Gabriele Rizzetto della Sissa, che ringraziamo per il loro generoso impegno, continuano a collaborare in 3 importanti ambiti:
formazione del personale, servizi bibliotecari e acquisti di beni e servizi. Questa forte coesione tra le tre realtà universitarie regionali è stato il preludio ad un'altra alleanza chiave, quella tra i 9 atenei del nord-est, Trieste, Sissa, Padova, Venezia Ca' Foscari, Venezia IUAV, Verona, Trento, Bolzano e Udine. Un accordo a 9 stelle firmato lo scorso 30 settembre in un luogo altamente simbolico, l'Aula Magna dell'Università di Padova di fianco alla Cattedra di Galileo, per la partecipazione al Competence Center del Nord-Est all'interno del Piano Nazionale Industria 4.0 e che si focalizzerà sulle tecnologie digitali per il Made in Italy. L'intesa assume ancora più rilevanza perché il dialogo è stato condotto non solo tra gli atenei, ma anche tra le Confindustrie delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle 2 province autonome di Trento e Bolzano. L'interesse e la disponibilità della regione FVG e delle 2 province autonome a cofinanziare nei propri territori l'attività del centro è stata presentata a Roma al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda lo scorso 19 ottobre, in una delegazione guidata dalla nostra Presidente Deborah Serracchiani, che ringrazio per sostenere con forza questo progetto di collaborazione tra università e sistema delle imprese, un progetto che rilancia la politica industriale e un piano di investimenti per la ricerca applicata nel campo del digital manufacturing. Al professor Massimo Inguscio lancio qui oggi 2 proposte di collaborazione di ricerca tra docenti universitari e ricercatori del CNR. La prima sul progetto Industria 4.0 delle 9 università del Nord-Est e la seconda sul progetto ICA dei 3 atenei dell'FVG, 2 autentici assist che mi auguro siano fecondi. La coesione tra gli atenei dell'FVG prima e del Nord-Est poi si inquadra in una unità di intenti tra gli atenei italiani che a livello nazionale il sottoscritto in qualità di segretario, insieme al presidente della CRUI, professor Gaetano Manfredi, stiamo sostenendo con determinazione. Lo scorso 21 marzo, per la prima volta nella loro storia, gli atenei italiani si sono mobilitati tutti insieme promuovendo un evento denominato in modo evocativo per una nuova primavera dell'università, al fine di sottoporre all'attenzione del Paese il sottofinanziamento del sistema universitario e quello del diritto allo studio. Quella mobilitazione non è stata vana perché ha generato lo stanziamento della nuova finanziaria di risorse aggiuntive per il diritto allo studio per 50 milioni di euro, l'istituzione di una no tax area per studenti con reddito inferiore ai 13.000 euro annui ISEE, pari ad altri 100 milioni di euro, e a borse di studio da 15.000 euro per studenti particolarmente meritevoli, e un finanziamento premiale aggiuntivo di 270 milioni di euro per le università, misura questa che va in controtendenza rispetto alle continue diminuzioni del fondo di funzionamento ordinario dal 2008 in poi. Allo stesso modo, in una logica di forte coordinamento nazionale, la CRUI sta promuovendo per il prossimo anno 2017-18 un progetto pilota per l'attivazione in via sperimentale di non più di 60 corsi in Italia di lauree triennali ad elevato orientamento professionale, caratterizzati da 1/3 di attività didattica, 1/3 di didattica laboratoriale e 1/3 di tirocinio stage. Questa azione va nella direzione di colmare la grande distanza dell'Italia dalla media europea, 24% contro 37%, come quota della popolazione in possesso di un titolo di studio terziario. Si tratta delle cosiddette lauree professionali, ovvero corsi triennali fortemente orientati all'insegnamento nel mondo del lavoro, percorsi che nel resto d'Europa assorbono una quota rilevante di diplomati in uscita dalla scuola secondaria, dal 15 al 35% di tutti gli iscritti al sistema terziario. In Italia, nell'area della formazione professionale post-diploma, disponiamo solo dell'offerta degli istituti tecnici superiori che propongono un percorso biennale e che sono frequentati da circa 4.500 studenti nei 2 anni, ovvero lo 0,2% rispetto a 1,7 milioni di studenti iscritti al sistema universitario terziario. Dopo il primo successo della prima edizione del 2015, che ha visto la presenza di oltre 20 rettori italiani, lo scorso luglio l'Ateneo di Udine, in collaborazione con la CRUI e con il sostegno finanziario della Fondazione Krupp e del MIUR, ha organizzato la seconda edizione di Conoscenze in Festa.
evento che vuole favorire l'incontro tra tutti i soggetti che producono, distribuiscono e acquisiscono conoscenza. Per 3 giorni Udine ne è stata la capitale. Si sono approfonditi i temi delle grandi trasformazioni culturali, economiche e sociali grazie ad esperienze di quanti operano in Italia e all'estero nell'ambito della formazione, della cultura, della ricerca, dello sviluppo socio-economico. Il payoff di questa seconda edizione è stata la conoscenza libera il futuro del Paese. Il programma ha visto ben 109 eventi animare il centro storico di Udine, la via della narrazione dedicata allo storytelling della conoscenza, 2 grandi performance artistiche dedicate alla memoria del terremoto, del Friuli, del 40° anniversario, la Summer School di filosofia sul rapporto tra uomo e robot, l'approfondimento sull'internet delle cose, nella loggia dell'innovazione, con studenti, ricercatori, manager pubblici e privati. Nel corso dell'iniziativa di divulgazione scientifica denominata Le Botteghe del Sapere, in 14 esercizi commerciali si sono tenuti 28 incontri durante i quali i nostri ricercatori hanno raccontato gli ultimi risultati dei loro studi in una condivisa operazione di promozione culturale con la quale gli esercizi commerciali, cittadini, hanno guardato con occhi diversi alla propria attività. In occasione del festival si è lanciato il Premio Nazionale Insegnanti, promosso in Italia per la prima volta dal MIUR, come versione nazionale del Global Teacher Prize che la Varkey Foundation ha istituito per valorizzare il ruolo degli insegnanti in tutto il mondo. Il motto della fondazione è Changing Lives Through Education. La prima tappa del premio è partita da Udine con il lancio delle candidature e del portale. Il premio CUI 2016 alla conoscenza è stato consegnato a Giacomo Rizzolati, docente di fisiologia umana dell'Università di Parma, per la sua ricerca sui neuroni a specchio. Durante i magnifici incontri il Summit ha coinvolto oltre 50 rettori italiani, sono stati discussi 4 temi chiave per il sistema universitario: il diritto allo studio, le lauree professionali, la semplificazione normativa e i rapporti tra medicina universitaria e ospedaliera. Per i primi 2 dei temi trattati siamo già arrivati a dei risultati concreti: per il diritto allo studio alle misure citate di sostegno della nuova finanziaria e per le lauree professionali al progetto pilota di attivazione di cui sopra. Per i restanti 2 temi stiamo formulando diverse ipotesi di intervento da sottoporre agli organi di governo. Conoscenza in Festa arriverà alla sua 3ª edizione nel 2017. Nei mesi scorsi il nostro Ateneo, d'intesa con la CRUI, ha sollecitato l'attuale ministro Stefania Giannini a cogliere un'occasione unica, quella del G7 che l'Italia organizzerà a Taormina nei prossimi 26 e 27 maggio 2017. Abbiamo proposto di organizzare un evento collaterale, il G7 delle università, da tenersi nell'ambito di Conoscenza in Festa. Perché il nostro Ateneo si è candidato ad ospitare il G7 delle università? Perché Conoscenza in Festa è diventata, con gli oltre 50 rettori italiani presenti l'anno scorso, l'appuntamento istituzionale più rappresentativo dell'intero sistema universitario italiano. Il progetto, redatto in partnership con la CRUI e con la Varkey Foundation, è stato approvato dal MIUR nelle settimane scorse e ha finanziato con un budget di 320.000 euro l'iniziativa. Quindi la 3ª edizione di Conoscenza in Festa ospiterà il G7 dell'Università nei giorni 29 e 30 giugno. I temi trattati saranno la formazione universitaria in relazione alla sostenibilità, alla cittadinanza globale, allo sviluppo culturale, sociale ed economico del pianeta. In sintesi, cosa possono e devono fare le università di tutti i paesi per uno sviluppo sostenibile e per una cittadinanza globale a favore di ogni area del mondo. Una grande occasione per tutti di confrontarsi con docenti e studenti universitari di Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Stati Uniti d'America, Giappone e Italia. Una tappa storica che dona all'Università di Udine, nel 40ennale della sua fondazione che ricorrerà l'anno prossimo, un momento memorabile, forse impensabile quando nacque, quello di porre il Friuli, 40 anni dopo il terremoto, al centro di un confronto internazionale tra le migliori università dei paesi più avanzati del mondo. Quest'anno è un anno speciale, ricorrono appunto i 40 anni del terremoto, da cui nacquero non solo l'Università di Udine, articolo 26 della legge 546 del 77, ma anche Area Science Park, articolo 12 di PR 102 del 78, la SISSA, articolo 19,
la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste, articolo 32, e il Collegio del Mondo Unito di Duino e Aurisina, articolo 46. Istituzioni che si sono dimostrate decisive per lo sviluppo non solo del Friuli, ma dell'intera regione. Friuli 76-2016, epicentro dei saperi, è stato il programma di eventi promosso dall'Ateneo che hanno interessato Udine, Gemona, Venzone, Gorizia e Pordenone a partire dal 6 maggio, data della prima grande scossa. Le iniziative in calendario sono state volutamente 40, un numero simbolico. Ringrazio tutti i tecnici e gli amministrativi del servizio di prevenzione e protezione per il grande impegno profuso, in particolare il professor Stefano Grimaz, delegato al quarantennale, per la passione autentica che ha contagiato tutto il personale impegnato in questi significativi eventi. Il terremoto del Friuli e i 40 anni che ne sono seguiti insegnano quanto sia importante radicare nella comunità una cultura maturata della prevenzione, recuperando la memoria del passato per far crescere la consapevolezza dei rischi esistenti sui territori. Sempre all'interno dell'epicentro dei saperi desidero menzionare 2 eventi. Il primo è il Safety Day del 6 maggio, quando le comunità universitarie di Poli di Udine, Gorizia e Pordenone hanno eseguito una prova di sgombero generale. Un secondo evento rilevante è l'esercitazione internazionale Sermes 40, attuata dal 12 al 18 settembre a Portisvecchio nel comune di Venzone, insieme ai Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale, il comune di Venzone e l'Associazione dei Sindaci del Terremoto. In occasione del quarantennale del terremoto, il nostro Ateneo ha voluto rendere omaggio ad un suo grande padre storico, attribuendogli il titolo di professore emerito, il professor Franco Frilli, che è qui tra noi e a cui indirizziamo un affettuoso applauso. Nasce a Trieste nel 1936, si laurea a pieni voti nel 1958 in scienze agrarie presso la Cattolica di Piacenza, sacerdote dal 1963, prende servizio all'Università di Udine nel 1979, nell'81 diventa ordinario e nell'83 viene eletto rettore, carica che gli verrà confermata fino al 92. Va in quiescenza nel 2009. Franco Frilli, all'età di 80 anni, è il decano dei rettori del nostro giovane Ateneo. Come magnifico rettore ha saputo guidare in maniera sapiente per 9 anni una fase espansiva senza precedenti della nostra università. Il titolo di emerito giunge a riconoscimento di una lunga e prestigiosa attività di professore e di rettore. Prima del termine della cerimonia gli consegnerò una targa commemorativa del nostro Ateneo e gli darò la parola perché ci racconti dalla viva voce l'emozione che lo ha colto alla notizia che ho avuto il privilegio di dargli. Ma la carica attribuita in occasione del quarantennale del terremoto assume una seconda accezione, quella di voler costruire in certi momenti topici come questo le radici dell'Ateneo attorno a figure storiche e autorevoli. Infine, l'attribuzione a Frilli del titolo di emerito può essere intesa secondo una terza e ultima chiave di lettura. Il riconoscimento attribuito a Don Franco è indirettamente un riconoscimento alla Chiesa friulana, Chiesa che, come ci insegna la storia, si è battuta in prima linea per l'istituzione della nostra università. Sappiamo infatti quanto il vescovo di allora, Alfredo Battisti, che ha guidato l'arcidiocesi dal 72 al 2000, ha operato per la nascita e lo sviluppo della nostra università. Un riconoscimento indiretto che consegniamo idealmente oggi all'inaugurazione dell'anno accademico nel quarantennale del terremoto a uno dei rappresentanti più importanti della Chiesa friulana, l'arcivescovo di Udine di oggi, Andrea Bruno Mazzoccato, gentilmente qui presenti con noi e che accompagniamo con un applauso sentito di ringraziamento di tutto il pubblico. Vogliamo cogliere questa circostanza del quarantennale per lanciare un'iniziativa orientata al futuro del Friuli. L'Università del Friuli, ai sensi della legge che l'ha istituita, si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di diventare
organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali di cultura, lingua, tradizioni e storia. Missione genetica, che riecheggia l'articolo 1 dello Statuto Universitario. Una vocazione al tempo stesso universale, ma anche fortemente radicata nel proprio territorio e legata alla propria comunità di riferimento, la cui identità è chiamata a preservare in una prospettiva non solo di conservazione statica, ma anche di sviluppo dinamico, che la valorizzi e l'attualizzi al tempo presente e la proietti verso il futuro. Tale missione si misura oggi con un contesto economico, sociale e culturale che presenta evidenti criticità e sulle quali è necessario avviare una riflessione e una conseguente azione nel significativo anniversario di 40 anni del terremoto. Con questo spirito e in questa prospettiva nasce Cantiere Friuli, un progetto del nostro Ateneo attraverso il quale intendiamo assumersi su di noi, il compito propulsivo di coordinamento di attività di analisi, di ricerca e di proposta, con lo scopo di accompagnare il governo delle trasformazioni socio-economiche in atto per alcuni aspetti ineludibili, ma ancora non percepite compiutamente come tali. L'obiettivo è contribuire alla piena attualizzazione delle potenzialità del territorio come sistema generativo e rigenerativo di valori, di conoscenza, di ricchezza, per il tramite di un processo circolare di interazione tra gli attori istituzionali, economici e culturali che rappresentano il capitale sociale e territoriale di cui il Friuli è senz'altro dotato e che sin d'ora si devono ritenere sollecitati a diventare partner di questa iniziativa. Da un altro lato vi è la consapevolezza che l'obiettivo di delineare un sistema Friuli che si distingua sul campo della cultura, della ricerca, dell'innovazione in uno scenario globale così complesso è realizzabile solo con l'impegno corale di un'intera comunità. Dall'altro vi è la necessità che l'istituzione nata con questo scopo specifico di valorizzare la comunità si ponga effettivamente al servizio della stessa per migliorarne la qualità della vita e di porsi come riferimento per le sfide che le si profilano innanzi. Dal punto di vista organizzativo, il Cantiere Friuli si articolerà quindi in officine tematiche tra loro inevitabilmente interconnesse, incentrate su tematiche cruciali che riguardano istituzioni, economia, territorio, culture, sociale. Attorno ad un board scientifico, motore operativo del progetto, ruoteranno a geometria variabile, a seconda delle questioni affrontate, competenze e professionalità altamente qualificate e motivate dalla volontà di dare un apporto concreto ed efficace, ovvero fondato su solide basi speculative, ma al tempo stesso cucito sulle esigenze del contesto. Per sviluppare queste ricerche l'Ateneo utilizzerà risorse previste nel piano strategico, puntando anche al cofinanziamento di altri enti e istituzioni interessate a interagire con noi, quali comuni, camere di commercio, categorie economiche, consorzi, imprese, fondazioni, associazioni culturali, istituti sociali, organizzazioni dei corregionali all'estero e altri attori istituzionali che già partecipano a progettualità di sviluppo come il Friuli Future Forum e Udine 2024. Il ruolo del nostro Ateneo come motore di sviluppo territoriale è scritto, come prima ricordato, nella nostra legge istitutiva. In un libro del 2016 intitolato The New Flagship University, Changing the Paradigm from Global Ranking to National Relevancy, un autorevole studioso di studi universitari come il professor John Douglas della Berkeley University motiva come le università più rappresentative di ciascuno dei 50 stati americani, le cosiddette flagship universities, ovvero le università miraglie dello Stato, stanno cambiando il paradigma di riferimento, dalle classifiche globali alle attinenze nazionali. Come mi ha spiegato personalmente Douglas lo scorso 13 ottobre a Bergamo ad un convegno su questi temi, il concetto di nuova università miraglia fornisce una visione espansiva alle principali università americane e una narrazione alternativa alle classifiche globali e alle università di classe mondiali che monopolizzano l'attenzione non solo delle università ma anche dei ministri dei governi. Il modello della nuova università miraglia esplora nuovi percorsi per atenei nazionali o regionali al fine di rimodellarne le missioni e le culture accademiche e di costruire nuove caratteristiche volte a espandere le relazioni con le società e i territori che danno origine di esistere oltre che le risorse.
In questa nuova visione, gli standard internazionali di eccellenza incentrati in gran parte sulla produttività della ricerca non vengono ignorati, ma sono considerati come uno degli obiettivi volti a sostenere la produttività e gli scopi sociali più ampi dell'università e non come fine a se stessi. Le New Flagship Universities sono impegnate sì in un confronto di livello internazionali sui parametri della ricerca, ma sono orientate soprattutto al servizio pubblico, allo sviluppo socio-economico nazionale e regionale, nella misura in cui diventano gli attori principali del progresso socio-economico locale, giungono per questa via ad avere un prestigio globale. E la narrazione delle nuove università ammiraglie non può più essere la stessa, essendo l'università legata al proprio contesto politico, economico, sociale e culturale. L'Università di Udine è stata voluta dal nostro territorio e immaginata dai nostri legislatori 40 anni fa come la New Flagship University del Friuli, una visione che ha anticipato di 4 decenni gli odierni e più avanzati modelli universitari e ha fissato la vocazione del nostro Ateneo, la nuova Università Ammiraglia del Friuli ante litteram. Se poi ricordiamo che nella legge istitutiva, al punto B, si prevede una riorganizzazione dipartimentale, norma recepita da tutti gli Atenei solo nella legge 240 del 2010, che supera appunto le facoltà e attribuisce ai dipartimenti anche le funzioni didattiche, allora comprendiamo quanto anticipatori siano stati i nostri padri che hanno concepito l'Università del Friuli come una nuova nave ammiraglia organizzata in dipartimenti, quello che la recente riorganizzazione dipartimentale e il progetto Cantieri Friuli intendono appunto attuare. Questa sfida posta alle università di operare tra orientamento locale e globale, tra missione territoriale e universale, tra unicità e pluralità, è la stessa che si pone alle nostre società, chiamate a far coesistere identità etniche e appartenenze comuni, comunità specifiche e totali, tipicità e molteplicità. Questo tema è di grandissima attualità, vista l'emergenza dei rifugiati in Europa e l'annunciato muro negli Stati Uniti per arrestare i migranti dal Messico. Ho sollecitato il professor Franco Fabbro, che ringrazio sentitamente per aver accettato l'invito, a proporsi nella prolusione una riflessione dal punto di vista delle neuroscienze sulla possibilità di convivenza tra istanze identitarie e universalismo nelle società. I nostri sforzi per un Ateneo sempre migliore sono documentati nel citato rapporto Un anno di UniUd. Voglio qui solo citarvi alcune cose. Abbiamo recentemente costituito una società in-house con l'intento di ampliare e migliorare l'offerta di servizi rivolti in 3 ambiti: formazione avanzata, ricerca ed editoria, dalle cui iniziale deriva il suo nome evocativo Fare. Nei mesi scorsi l'Ateneo ha preso l'importante decisione di non diminuire, bensì di rafforzare la sua presenza a Pordenone, trasformando il corso di laurea triennale di economia e aziendale in quello di banca e finanza e di trasferire da Udine a Pordenone la corrispondente laurea magistrale. In questo modo cessa l'unica duplicazione di offerta didattica che era presente in Ateneo, quello di economia aziendale, e si ricostruisce l'intera filiera formativa in ambito finanziario a cui avevamo dovuto rinunciare nei momenti di difficoltà dopo il 2008. Una scelta che l'Ateneo ha fatto in autonomia, scommettendo sul supporto del Consorzio Universitario di Pordenone, del Comune, della Regione, della Fondazione Krupp e in generale di tutti gli attori territoriali. Un atto al tempo stesso di coraggio e fiducia che ci auguriamo venga premiato. Stiamo progettando insieme all'Ateneo di Trieste l'attivazione di una laurea triennale professionale per geometri, denominata Scienze e Tecnologie dell'Edilizia, d'intesa con l'Ordine di Geometri regionali e nazionali. Un'altra testimonianza di come vogliamo essere parte attiva nel progetto pilota nazionale promosso come CRUI. Ancora, stiamo definendo con Trieste e SIS una nuova laurea magistrale nella classe della modellistica matematico-fisica per ingegneria, iniziativa didattica inquadrata nel progetto Industria 4.0. Infine, lo scorso 20 maggio, la Commissione europea ci ha comunicato
ufficialmente che la nostra università ha ottenuto lo Human Resource Excellence in Research Award, ovvero riconosciuta come un luogo ideale e vocato per accogliere studiosi e ricercatori. È pertanto la nona università in Italia ad aver raggiunto il prestigioso traguardo. All'inizio del quarto anno dei 6 previsti del mandato del Rettore non possiamo non fare un primo schematico bilancio di metà mandato articolato su diversi piani. Sul piano dell'Ateneo in 3 anni siamo riusciti a risanare il bilancio, passando da una situazione di deficit ad un soddisfacente equilibrio tra entrate e uscite, generando la possibilità di investire nel prossimo triennio oltre 13 milioni di euro. Abbiamo definito il piano strategico di Ateneo, condividendo visione, missioni, valori e linee d'azione comune. Sono stati formulati piani strategici di dipartimento in virtù della loro nuova centralità. Abbiamo realizzato la riorganizzazione dipartimentale e quelle delle direzioni tecniche amministrative. Abbiamo creato la società Fare. Abbiamo conseguito la certificazione di qualità per l'intero Ateneo, abbiamo ottenuto l'accreditamento internazionale dell'azienda ospedaliera universitaria da parte della Joint Commission International, abbiamo ottenuto l'attivazione del percorso in lingua e cultura friulana nel corso di studio di scienze della formazione primaria, risolvendo un problema che si trascinava da anni. Le immatricolazioni di nuovi studenti continuano a crescere al ritmo di circa il 5% all'anno, il gradimento degli studenti è alto e il clima interno è positivo, come rivelano le nostre periodiche indagini. Sul piano dell'interazione culturale con il territorio abbiamo lanciato il ciclo di incontri pubblici aperture centrati sulla contemporaneità, le citate botteghe del sapere orientate all'educazione scientifica, seminari culturali denominati incontri fuori dal comune e il ciclo di seminari Les Chances di autonomie volti a riflessioni sulle origini, attualità e futuro dell'autonomia friulana. L'attenzione al mondo della cultura friulana si è manifestata anche con l'attribuzione di varie lauree honoris causa a prestigiosi testimoni della nostra terra, tra cui Aldo Colonnello, Giobatta Morassi, Bruno Pizzul e Gustavo Zanin, la cui assegnazione è stata appena deliberata. Sul piano delle relazioni con scuole e centri di ricerca e università abbiamo creato il tavolo di raccordo scuole e università, dove si affrontano i temi dell'innovazione didattica e dell'orientamento. Abbiamo realizzato numerosi progetti di collaborazione con le scuole, tra cui quello appena finanziato dal MIUR del laboratorio umanistico di storytelling con il liceo classico Stellini, abbiamo stipulato una convenzione di partnership con il CISM, abbiamo rafforzato in regione la collaborazione tra le 3 università con i citati progetti Lama, ICAN e HPC, abbiamo promosso l'alleanza tra i 9 italiani del Nord-Est intorno al progetto Industria 4.0 e infine interagiamo con i 50 atenei italiani grazie a Conoscenze in Festa che ha proiettato l'Ateneo su scala nazionale. E il coronamento sarà l'anno prossimo quando ospiteremo il G7, occasione storica per Udine e per la nostra regione. Circa i servizi agli studenti, voglio solo citare il progetto Agiatamente, finalizzato all'individuazione del disagio studentesco, il servizio Eureka che fornisce supporto emotivo e cognitivo agli studenti in difficoltà e infine il Career Center che promuove il Career Day, i mercoledì del placement, il Career Tour e il Job Breakfast. Abbiamo lavorato anche su aspetti apparentemente minori come quelli simbolici, a vari livelli, la spilla, la cravatta, il foulard, il motto, X sunt futura, il video dei kamikaze che avete visto in apertura, il Dies accademico celebrato in piazza San Giacomo con la cerimonia dei tocchi, le istituzioni del coro dell'Ateneo, la stampa delle prolusioni, il PhD Welcome, il PhD Expo, il PhD Award, lo Student Day e il Safety Day. In questi anni l'Ateneo si è rinforzato ed è pronto ad accettare la sfida del cantiere Friuli. L'Ateneo cercherà di restituire al territorio quanto ha ricevuto in un ideale patto per lo sviluppo. Il successo nasce dalle alleanze. L'impegno dovrà essere vigoroso. Parafrasando Gigi Del Neri, dirò anch'io a tutti, andiamo a sgarfare come di Diaz. Prima delle conclusioni desidero rivolgere dei sentiti ringraziamenti al prorettore vicario, professor Roberto Pinton, ai colleghi delegati di area che mi affiancano come prorettori, la professoressa Antonella Riem, internalizzazione, Cristina Nicoli, ricerca, Fabiana Fusco, didattica, Pierluca Montessori, informatica. A tutti i colleghi delegati di settori che mi supportano in sinergia con i capi area e i loro uffici con impegno di edizione in diversi ambiti.
il direttore generale Massimo De Silverio, a cui quest'anno il CDA ha rinnovato l'incarico triennale dal 1 gennaio 17 al 31 dicembre 19, chiedendogli di continuare con lo stesso spirito innovativo nel consolidamento e miglioramento del nostro Ateneo. Un ringraziamento particolare ai componenti del Senato e del CDA con cui condivido l'onere e l'onore di guidare l'Ateneo. Grande gratitudine a tutto il personale docente, al personale tecnico amministrativo di cui riaffermo il ruolo prezioso, e ringrazio anche gli studenti per la collaborazione che dimostrano continuamente all'interno degli organi di Ateneo. Un ringraziamento autentico ai sindaci di Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona, ai presidenti delle province di Udine e Gorizia, alla Presidente, all'amministrazione regionale, ai consiglieri regionali e parlamentari che si stanno impegnando per la nostra università, all'ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio studentesco, alle Camere di Commercio, alle associazioni imprenditoriali, ai consorzi di Gorizia e Pordenone, alle fondazioni bancarie, al Comitato per l'Università Friulana, all'ANCI, sempre in fianco per promuovere iniziative di servizio al territorio. Un ringraziamento specifico a due partner preziosi in una molteplicità di iniziative, alla Fondazione Krupp, che quest'anno, in occasione dei 25 anni della sua fondazione, è diventata Fondazione Friuli, in piena sintonia con le nostre sensibilità, e la Camera di Commercio di Udine, che lo scorso 16 novembre, in occasione del 40º del terremoto, ha voluto attribuire alla nostra università una targa di eccellenza per gli scenari di ricostruzione economica. Un grazie anche all'Arcivescovo di Udine, perché il prossimo 20 dicembre celebrerà la messa per la nostra comunità accademica in occasione del Santo Natale. Infine consentitemi un sentito riconoscimento alla mia segreteria, guidata con efficacia da Sonia De Marchi, e al numeroso personale tecnico-amministrativo coinvolto in questa complessa cerimonia che ogni anno rinnova questa festa del nostro Ateneo, pronto a raccogliere le nuove sfide in sintonia con le istituzioni, gli enti e le associazioni per il bene del nostro Friuli e del Paese. Al termine di questa cerimonia, all'uscita troverete per il 4º anno consecutivo la prolusione stampata per i tipi della nostra casa editrice. Desideriamo continuare a rinsaldare l'antica tradizione di una collana dedicata ad ospitare le prolusioni degli anni accademici. Circa 1000 anni fa, nella vecchia Europa, gli uomini del Medioevo inventarono qualcosa di rilevante, che nel corso di quasi 10 secoli ha saputo crescere e adattarsi ai continui mutamenti. La vecchia istituzione universitaria ha saputo mantenersi nel tempo come un luogo di apprendimento e di incontro delle nuove generazioni, un luogo dove i giovani costruiscono il loro futuro e dove è sempre accesa la speranza di una vita migliore. L'università forma la nuova classe dirigente che immagina scenari futuri, svolge un ruolo intensamente politico, inteso per la polis, è un luogo di pensiero universale, propone al mondo economico nuove modalità produttive e al mondo istituzionale nuovi assetti di governance e nuovi sistemi di welfare. E in futuro l'università ce la farà? Io sono convinto di sì. Scrive il poeta francese Paul Eluard: esiste un altro mondo, è in questo. Credo che il nostro dovere sia quello di rinvenire gli altri mondi e le infinite possibilità che tuttavia sono presenti nella realtà che ci circonda e in definitiva in tutte le persone e in ciascuno di noi. Nella Metamorfosi di Ovidio, la grammatica del divenire si esplica con forme che mutano, essendo immerse in campi di tensioni, le quali distruggono continuamente l'equilibrio e innescono sempre nuove dinamiche, anche imprevedibili. Vi è sempre una soluzione, una nuova forma più appropriata che emerge intorno a elementi che persistono nella transizione e che operano come elementi attrattori e ordinatori. Le misteriose forze in azione fanno percepire l'eco indistinto di futuri possibili. In questa prospettiva anche l'università è una metaforma che deve saper evolvere nell'eterno mutamento, sempre insicuro, incerto e ambiguo, ma che porta con sé anche il soffio della libertà, la possibilità di sperimentare e di creare e la consapevolezza di esserci. Con questi ideali e con rinnovato impegno dichiaro aperto l'anno accademico 2016-2017
il 39esimo della fondazione dell'Università degli Studi di Udine. Porta i saluti Gabriele Giacomini dell'Autorità per il Comune, assessore all'innovazione e allo sviluppo economico del Comune di Udine. Prego. Magnifico Rettore, autorità presenti, comunità accademica, care cittadine e cari cittadini, è un grande onore ed un piacere per me portarvi i saluti della città di Udine e del sindaco Furio Onsel, che si scusa con voi, oggi non è potuto essere presente perché è impegnato in un convegno scientifico all'estero. Quest'anno, come sappiamo, si celebrano i 40 anni del tragico terremoto che colpì le nostre terre. È una ricorrenza molto importante per Udine, per il Friuli, una ricorrenza che ci ricorda il legame stretto, significante, fondativo, che lega il territorio comunale e friulano alla sua università. Furono ben 125.000 le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione dell'Università del Friuli, molte raccolte nelle tendopoli. Firme che poi portarono all'approvazione della prima legge sulla ricostruzione che sancì appunto la nascita dell'università. L'Università di Udine quindi è un'università di popolo, di un popolo allo stesso tempo determinato, innovativo e lungimirante, che in questo modo ha saputo cambiare per sempre e per il meglio la nostra città, il Friuli. In questi anni l'università ha formato più di 51.000 laureati. Sostenere che un valore incommensurabile è stato messo a disposizione della società e dell'economia non è un'iperbole, è un dato di fatto, una verità. La presenza quotidiana del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti ha provocato un cambiamento, oserei dire, antropologico, innanzitutto nella città, ma anche nella città di Udine, ma anche nelle altre città in cui l'università è presente. Il lavoro di tutti voi, le vostre idee, il vostro studio, la vostra dedizione, la vostra conoscenza oggi nutre letteralmente le nostre comunità ed è diventato un motore di progresso prezioso ed irrinunciabile. In questi anni il rapporto fra l'istituzione che rappresento, il Comune di Udine, e l'università è stato proficuo e si è sviluppato in molte direzioni. Sono davvero moltissimi i progetti, piccoli e grandi, che hanno permesso alla città di beneficiare di un approccio ad alto tasso di conoscenza. Si va dai progetti di città sane sull'invecchiamento in salute, alla rete Wi-Fi comunale federata con quella dell'università, dalla realizzazione di infrastrutture importanti come il teleriscaldamento, alle ricerche sulla prevenzione dell'incidentalità a cura del Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche e della Polizia Locale, dallo studio in collaborazione col laboratorio Nume sull'impatto di piattaforme di partecipazione civica come Parte Open Municipio utilizzate dal Comune di Udine, alle numerose manifestazioni cittadine. Dalle decine di neolaureati ospitati negli ultimi anni negli uffici comunali alla redazione di importanti progetti urbanistici che cambieranno il futuro di ampie zone di Udine come il Pepe Est, ad esempio, grazie ai fondi per la riqualificazione delle periferie stanziati dall'attuale governo. Tutti questi sono soltanto alcuni esempi, ma non esaustivi, di come l'università abbia portato innovazione a tutti i livelli, migliorando anche le azioni di enti come il Comune di Udine. L'insegnamento del terremoto e della ricostruzione, inoltre, ci ricorda il ruolo che l'Università di Udine potrà avere anche per il futuro. I tempi in cui viviamo segnalano un estremo bisogno di difendere e promuovere quello che l'università incarna, ovvero il dialogo, lo studio, l'approfondimento,
il ragionamento, la ricerca, ruolo che l'Università di Udine interpreta con attenzione, diffondendo la cultura sia a livello specialistico, sia a livello educativo, sia con numerose iniziative aperte a tutta la cittadinanza, alcune di esse in collaborazione col Comune di Udine, ma anche assumendosi il ruolo di ispirare un'azione collettiva, di essere fucina di futuro, di costruire la classe dirigente dei prossimi decenni. Una classe dirigente non intesa in senso tecnocratico, chiuso, elitista, ma che si articola ampiamente in una razionalità diffusa intesa in senso illuministico. Dal punto di vista economico, invece, sono convinto che faremo di questa crisi una transizione verso un nuovo modello produttivo-lavorativo, nella misura in cui sapremo valorizzare quel laboratorio di crescita e di formazione che è dato dalla scuola, dall'università e dalla ricerca, e che riusciremo ad affrontare le sfide della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica tanto meglio quanto maggiore sarà il tasso di cultura, di conoscenza e di intelligenza dei nostri cittadini. Nel 2014 il Comune di Udine con la Camera di Commercio insieme all'Università hanno promosso Agenda del Futuro Udine 2024, una ricerca sullo stato dell'economia udinese, del Friuli e sulle prospettive di sviluppo che ha coinvolto molti cittadini in maniera partecipativa, esperti, portatori di interesse e la cui sintesi è stata affidata all'OCSE. Nel documento finale è emerso con forza il concetto di tripla elica, modello che viene suggerito per la nuova creazione di progresso e che implica un dialogo crescente e una contaminazione reciproca sempre più intensa fra settore dell'università e della ricerca, mondo delle aziende, settore produttivo e governo, amministrazione pubblico. Quelle firme raccolte nel Friuli terremotato di 40 anni fa testimoniano la volontà del popolo friulano di scommettere sul suo futuro mettendo al centro l'alta formazione, la ricerca, l'innovazione. Laddove c'è bisogno di inventare nuovi modelli, l'università è protagonista e insieme diventano protagonisti i territori che credono nella sua missione. Buon lavoro a tutti. Un saluto anche da parte della provincia al magnifico rettore e a tutti i professori di questa università che, come avete sentito e come abbiamo detto tante volte, il popolo friulano ha voluto con forza. Bene ricordare i 40 anni del terremoto e benissimo ricordare il professore emerito Franco Frilli che diede impulso, iniziò un percorso non facile perché fu istituita l'università, ma la facoltà di medicina arrivò dopo un certo numero di anni. E anche la Chiesa friulana, attraverso quel grande vescovo Battisti, che riuscì sempre, attraverso il suo magistero, a portare avanti quelle che erano le aspettative, le necessità del popolo friulano. Ma non possiamo dimenticare altri due uomini. Il professor Tarcisio Petracco, prossimo 5 gennaio cadono i 20 anni dalla sua scomparsa. Un grande uomo che con la sua tenacia riuscì a coinvolgere il popolo friulano e tanti politici un po' distratti. Ma tra questi politici un altro grande uomo che dette grande vigore anche lui nella sua attività parlamentare per l'istituzione della nostra università e che fu lui a stilare in pratica quella frase che è stata ricordata più volte anche oggi, un'università al servizio dello sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli. L'onorevole Arnaldo Baraccetti, un uomo che lottò sempre per questa università. E allora cosa dire in questo anno accademico 2016-2017? Un anno accademico che secondo un giornale oggi segna un risultato che secondo me è molto importante. Non me ne vogliano gli amici di Trieste,
ma l'Università del Friuli supera come numero di iscritti l'Università di Trieste. Per noi friulani è un ottimo risultato, un bel risultato che ci spinge sempre più a stare vicino alla nostra università. Università che abbiamo sentito è stata ristrutturata nei dipartimenti e che vede nel Dipartimento di Ingegneria forse uno dei ruoli che devono essere un po' rilanciati. Mi permetto di fare questa piccola proposta, osservazione, in un territorio che è ancora un territorio sismico, e abbiamo visto che non solo il Friuli è una zona sismica, ma l'Italia intera in pratica è un territorio sismico. Dobbiamo recuperare, dobbiamo rilanciare con forza questi studi, queste ricerche, queste competenze che hanno fatto della nostra università e poi con la ricostruzione del Friuli un esempio molto forte per tutta l'Italia. Quindi si dia rinnovato impulso a questo Dipartimento, anche con la possibilità per i geometri di poter trovare una laurea breve in questo settore, che è un settore ancora fondamentale, non solo per il nostro Friuli, zona, come dicevo, terremotata, ma per tante zone che soffrono a causa dei terremoti. E poi io spero che arrivi con forza una risposta a tanti che devono lasciare questa terra per trovare un posto di lavoro. Perché è incredibile osservare le statistiche e leggere di tanti giovani che lasciano la terra friulana per andare in Europa, anche poi oltre l'Europa, ma soprattutto in Europa, in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, dove trovano lavoro. E in casa nostra il lavoro è purtroppo una cosa molto difficile. Allora questa fuga di cervelli, perché in gran parte sono proprio i nostri cervelli, che hanno studiato nelle nostre scuole, che hanno frequentato le nostre università, deve essere arginata, deve essere bloccata, perché ne va anche del nostro futuro e delle nostre prospettive economiche e sociali. Quindi anche dall'Università del Friuli arrivi un forte richiamo alla possibilità per i nostri giovani di poter trovare sia in ambito universitario ma poi in campo lavorativo un luogo per poter concretizzare gli anni di studio, le competenze per dare a questa terra quello che gli spetta, e cioè un progresso economico e sociale. Magnifico rettore, autorità, docenti, gentile personale tecnico-amministrativo, cittadini e cittadine e soprattutto cari studenti e care studentesse. Di qualsiasi cosa i mass media si stiano occupando oggi, l'università se ne è occupata 20 anni fa e quello di cui si occupa oggi l'università sarà riportato dai mass media tra 20 anni. Frequentare bene l'università vuol dire avere 20 anni di vantaggio. Questo è quanto disse Umberto Eco nel suo discorso alle matricole. Io invece sono qui a chiedervi e a chiederci, ma l'università è davvero 20 anni avanti? Pensiamo ai finanziamenti. Arriviamo da anni in cui la cintura è stata stretta sempre più, portando le università ad arrendersi, divise da una lotta intestina che senza remore alcuno definirei la guerra dei poveri del nuovo millennio. Stiamo combattendo una guerra a quale sia l'ateneo migliore. Stiamo pensando a quanti immatricolati avremo nel prossimo anno, a quanti ne avremo tra 2, 5, 10. Rischiamo così di divenire una fabbrica che inforna matricole dagli occhi spaesati e sforna laureati con tante cose da dire, ma forse condannati a restare in silenzio, come fossero pezzi di un ingranaggio tutti uguali. Siamo ormai divenuti numeri su cui si combatte per qualche euro in più di FFO, che è sempre troppo poco rispetto a quanto necessario. Stiamo realmente vivendo questo tutti i giorni, ma siamo così presi dalla competizione che non possiamo perdere neanche un secondo per vederlo. Pensiamo ai professori, non a tutti, ma a coloro i quali non credono nei propri studenti, a quegli stessi che presi dal proprio io dimenticano la missione che hanno in questa università.
Pensiamo a quei professori che criticano duramente uno studente perché è lavoratore, o fanno di lui un semplice oggetto per raggiungere il proprio fine. Questi professori no, non sono 20 anni avanti. Pensiamo alla considerazione che la società ha di noi. L'università oggi non è un mondo facile. Più passa il tempo e più non siamo gli eletti, ma siamo gli strani, per evitare di dire altro in questa occasione. Strane persone che investono sul proprio futuro, ma non più tanto sul proprio. Dobbiamo essere onesti, infatti, e dirci oggi che tutti noi stiamo investendo sul futuro di chi, guardandoci da fuori, ci saluta pensando a quale assurda congettura ci porti a far tutto questo. Questo sentimento sta abbracciando poi tutta la cultura, in un momento in cui l'università ci servirebbe per superare la crisi di saperi che ci circonda. Il mondo, il suo pensiero, no, non sono 20 anni avanti. Pensiamo al diritto allo studio. Io non dormo serena nella mia stanza in casa dello studente se sono ben consapevole che questo diritto, il diritto allo studio, non è riconosciuto a tutti gli studenti d'Italia, forse anche più meritevoli di me. Però anche il diritto allo studio sta intraprendendo quella via di strumento del quale le università possono servirsi per attrarre studenti. Non è giusto ed è anzi inconcepibile. Riflettiamo su di noi, perché noi studenti, da vettore di cambiamento, di inesauribile azione e voglia, siamo e oramai siamo diventati specchio di una realtà disillusa e disgregante. Siamo divenuti quei rappresentanti che i docenti, quei docenti che sono 20 anni avanti però, cercano per istituire il numero in una commissione o per avere una voce nel consiglio di corso. Siamo diventati dei grandissimi leoni da tastiera che quotidianamente si nascondono dietro un gruppo Facebook, ma non sono in grado di far sentire la propria voce dove viene richiesta. Pensiamo a noi studenti che ci facciamo accompagnare dai genitori per deminarci nella difficoltosa burocrazia universitaria. Cari studenti, non solo a UniUD la burocrazia è quanto di più lontano ci sia. Non solo siete assistiti passo dopo passo da uffici e servizi, ma siete anche 20 anni indietro, o forse molti di più. Lo siete proprio adesso, in questo anno di elezioni studentesche, che ci vedrà protagonisti con la solita scarsa affluenza e partecipazione e con la maggior parte dei rappresentanti che a metà mandato penseranno bene di sparire. Nonostante tutto questo, io credo nell'Università di Udine e nella valenza delle università in generale. Credo in noi se uniti, credo in noi perché obiettivamente nei momenti difficili è sempre meglio credere in chi ti è accanto, perché magari in due riusciamo a cavarcela meglio. In fondo siamo circa 16.000 studenti, 650 docenti, 148 assegnisti di ricerca, 282 dottorandi, 532 membri del personale tecnico amministrativo. Ora io non sono una matematica, ma questa mi sembra una bella cifra per combattere una guerra tutti insieme ed uscirne vincitori. Provo a dirvi le cose in cui ho scelto di credere, sia mai dovessero tornarvi utili. Credo in tutti gli studenti, ma soprattutto in quelli che lavorano, quelli che lavano piatti e servono pizze, e mentre lo fanno pensano a quell'esame da dare, che forse devono rimandare all'appello successivo, perché pagare un affitto ad una rata era più importante. Credo soprattutto negli studenti che affrontano il loro percorso accompagnati da consapevolezza e maturità. Credo negli studenti che scelgono Udine come sede dei propri studi a discapito di affetti e sicurezze che la famiglia di ognuno di noi regala. Credo negli studenti che sono svegli sempre un po' prima degli altri, perché l'unico orario da loro continuamente monitorato è quello di treni ed autobus. Credo negli studenti, tutor e rappresentanti, studenti che si spendono per questo ateneo, che decidono di vivere pienamente quanto loro offerto. Credo in loro perché so bene cosa significhi scegliere se leggere prima un libro o un decreto. Credo nelle famiglie degli studenti, che hanno deciso di aggiungere una spesa in più a bollette, mutui, rate, quelle famiglie ancora convinte che lo studio sia un investimento, anche se questo implica rinunce e sofferenze. Credo nelle famiglie che piangono, a cui brillano gli occhi un po' più di altre. Succede forse perché ogni volta che laureiamo 100 giovani, stiamo portando per 70 volte la prima laurea in una famiglia. Con queste prime 70 volte stiamo regalando 140 gioie, stiamo ripagando 140 vite di sacrifici con una semplice soddisfazione. Credo nelle famiglie che lasciano che il proprio figlio arrivi a questo traguardo in maniera autonoma. Mi tornano in mente le parole della mamma di Giulio Reggeni quando disse che aveva con il figlio un rapporto ormai così stretto che bastava un semplice buongiorno scritto diversamente dal solito per capire ogni cosa.
Credo in dottorandi e ricercatori che hanno scommesso insieme a quelle famiglie, insieme a quegli studenti, che credono nel nostro futuro. Li ringrazio perché coscientemente hanno scelto di rimanere qui, di divulgare a noi il loro sapere, di mettersi al servizio di una comunità e di una nazione. O sempre consapevolmente hanno scelto di uscire da questa Italia, rischiando le proprie vite per la salvezza di tante altre. Non solo credo in voi, ma vi ringrazio. Credo nell'università come generatrice di un futuro migliore. In una società in cui tutto è sempre troppo vicino, a portata di mouse o di schermo, in questa società vi è ancora qualcuno che, fortunatamente, non rinuncia al fascino di un vecchio libro, che non si lascia incantare da scrittorini da poco, ma vi preferisce l'abbraccio di un grande classico. Università di chi cede al fascino dei numeri e preferisce leggerli su una lavagna. Università di chi crede nelle notti in bianco, portatrici di tante foglie e tante vite colme di soddisfazioni, gioie e dolori. Credo che l'università possa salvarci, soprattutto in questo momento storico, da quanto avvertiamo quotidianamente come una minaccia. L'università salva il proprio territorio, rendendolo più consapevole. L'università salva il proprio territorio perché è universitas è inclusione, perché ad una scoperta non interesserà mai la sua provenienza, ma solo il suo arrivo. Ad una invenzione non importerà l'essere costruita da mani bianche o nere, ad un sistema non importerà l'essere pensato da etero o homo, ad un libro non importerà la lingua che parla. A tutto questo basterà la consapevolezza di aver detto qualcosa a qualcuno, di avere ancora qualcosa di nuovo da dire. Tutti noi oggi qui lo pensiamo, per il semplice motivo che se non credessimo ancora che da queste quattro mura possa uscire almeno una persona solo lontanamente paragonabile alle eccelse menti che in questo anno ci hanno lasciato, non saremmo qui. Invece siamo qui e siamo contenti e festeggiamo per un giorno quel mondo di cui poi ci lamentiamo per l'intero anno. Ci lamentiamo noi studenti con le solite storie dei 6 appelli e dei docenti che si sono dimenticati di quando studenti lo erano loro. Si lamentano i docenti che da anni aspettano uno stipendio che non arriverà, un passaggio di fascia che anche quello non arriverà ma un po' ci sperano, ed insieme si lamentano gli studenti che non sono più come erano loro. Credo nel diritto allo studio perché è degna di lode la via che la nostra regione ha percorso in questi anni per salvaguardarlo. Un percorso duramente costruito, ma ormai consolidato e vincente. Un percorso che meriterebbe di essere intrapreso da tutti quegli enti che sono in sofferenza. La Regione Friuli-Venezia Giulia, infatti, dà molto ai propri studenti, perché permettere di studiare è il regalo più bello che si possa fare a chi è desideroso di farlo. Ed è dunque giusto che chieda a questi studenti, meritevoli ma privi di mezzi, un qualcosa indietro. Credo nei professori, in quei professori che si spendono quotidianamente per i propri studenti, che si impegnano anche al di fuori delle loro normali ore ed attività accademiche. Credo nei professori attivi nelle commissioni paritetiche, nel presidio di qualità e nel nucleo di valutazione, in quei professori che provano ancora stupore e soddisfazione nel parlare con i propri studenti. Credo ancora nella bellezza della convinzione che qualcosa di migliore sia possibile, ma alla fine di un mandato si è anche chiamati a fare un bilancio degli anni passati. Ho vissuto così tante esperienze e trascorso così tanti momenti in questa università che fare dei semplici ringraziamenti di circostanza sarebbe riduttivo. Voglio così per un attimo raccontarvi tutto ciò che porterò con me di UniUd. In qualsiasi posto nel mondo dovessi andare, ci sarà sempre una parte di cuore occupata da voi. Porterò con me la serietà dell'area pianificazione e controllo direzionale, che mi ha insegnato cosa significhi lavorare duramente per raggiungere un obiettivo, che, vedendomi inizialmente spaesata, non ha mai mostrato resistenza ad includermi ed ascoltarmi, e per me ha ascoltato tutti gli studenti. Porterò con me la gioia del centro orientamento e tutorato, il loro duro lavoro svolto sempre con il sorriso. Porterò con me l'impegno dell'ex direttore Ardis, Claudio Kovac, che vedevo in ufficio il sabato sera e la domenica mattina, che mai dimenticava di chiederci se tutto andasse bene, che ha fatto del suo mandato una vera missione, non dimenticando mai gli interessi degli studenti. Porterò con me la disponibilità delle segreterie, quando a voce riprendono i propri studenti, ma hanno già le mani che scorrono sulla tastiera, nella sincera ricerca di un qualcosa che possa aiutarli. Questo noi studenti lo sappiamo, perché è visibile, è solo che ogni tanto ce ne dimentichiamo. Allora sfoghiamo con voi la tristezza per un esame andato male o per un professore che non ci vuole ascoltare. Il mio più sentito grazie va a tutti voi, va ad un'università che si spende quotidianamente per i propri studenti, a quanti investono tempo ed impegno per noi, i vostri secondi figli, che forse vedete anche più dei primi. Ringrazio il magnifico rettore Alberto Felice De Toni e il direttore Massimo Di Silverio per averci ascoltati in questi anni di rappresentanza, per aver saputo creare un clima di collaborazione, per non aver alzato muri ma costruito ponti.
Ringrazio quanti si sono scontrati con il mio carattere e hanno saputo mitigarlo con una chiamata o una chiacchierata. Ringrazio a tal proposito il prorettore Romberto Pinton per avermi ripreso durante quella mattina troppo turbolenta, ma avermi poi sostenuta in tante altre occasioni. Ringrazio la segreteria del rettore per aver dialogato con me anche quando ero più reticente. La ringrazio perché se noi tutti oggi siamo qui seduti su queste sedie, comodi e felici di esserlo, è soprattutto per merito del duro lavoro di chi vi è dietro. Ringrazio i delegati del rettore, in particolar modo il professor Fedeli e la professoressa Rizzi, delegati in servizi direttamente vicini agli studenti, che per noi sono stati fondamentali in questi anni. Vi siamo riconoscenti per il lavoro svolto e per l'entusiasmo con cui avete accolto ogni nostra collaborazione. Ringrazio la Presidente Deborah Serracchiani, che ha saputo ascoltare in questo ultimo anno accademico quanto portato avanti da noi studenti. Ringrazio l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, per gli impegni che ha preso, per il duro lavoro di chi ogni anno ha le prese con graduatorie, ammissioni e pubblicazioni. Ed auguro il meglio per quest'anno di sfide che è alle porte, anno in cui vanno gettate le basi per la ristrutturazione della Casa dello Studente. Ringrazio il Presidente del Consiglio degli Studenti Lorenzo Genna per aver mandato molti progetti da solo o con il supporto di pochissimi in questi anni di moria rappresentativa. Lo ringrazio perché ho visto l'impegno e la dedizione che investiva ogni momento del suo mandato. Ringrazio l'area servizi agli studenti, punto di riferimento dell'università, indice di un'accademia che non dimentica, neanche nella struttura, i suoi primi fruitori. Il mio augurio più grande va agli studenti. Auguro a voi di prendere tutto il meglio che l'Università di Udine sa offrirvi, perché vi assicuro che in questa università il meglio supera di gran lunga tutte le piccolezze a cui troppe volte permettiamo di invadere i nostri pensieri. Auguro alle matricole di vivere con consapevolezza le gioie e i dolori. Troverete tante difficoltà nel vostro percorso, non tutto andrà come vorrete. Ci sarà quell'esame preparato di fretta che scoprirete essere una grande risorsa e quello preparato per mesi che invece andrà male, malissimo. Vi auguro di vivere con la stessa passione questi e gli altri momenti che accompagneranno il vostro percorso universitario. Vi faccio i migliori auguri anche per la prima pasta che cucinerete, che molto probabilmente sarà troppo cotta o troppo cruda, per la prima spesa che farete, perché una volta a casa vi accorgerete di aver acquistato tanti grassi e poca sostanza. Tutto questo vuol dire crescere e maturare. Tutto questo fa parte dell'università, per quanto assurdo possa sembrare. Cari studenti, siete fortunati, perché troverete buoni alleati in tutti i progetti che sono appositamente pensati per voi e che rendono questa università davvero a misura di studente. Buon anno accademico a tutti. Magnifico rettore, autorità, comunità universitaria, ospiti tutti. Siamo onorati di portarvi saluti del personale tecnico, bibliotecario, linguistico, amministrativo dell'Università degli Studi di Udine, che opera nelle sedi di Udine, Pordenone, Gorizia e Gemona. Le trasformazioni profonde che in questi ultimi decenni hanno investito il sistema universitario hanno modificato in maniera radicale il lavoro e l'organizzazione dello stesso negli atenei. In primo luogo, la maggiore interazione tra università e territorio, in particolare la più stretta relazione tra imprese e istituzioni universitarie. In secondo luogo, è cambiata anche l'interazione tra studenti e istituzione stessa. Vi è una maggiore attenzione all'offerta dei servizi, all'attività di tutorato, al collegamento con il mercato del lavoro nella fase post-laurea, alla internazionalizzazione. Fanno da sfondo i recenti interventi normativi che hanno radicalmente modificato l'assetto istituzionale di governo dei nostri atenei e avviato una profonda revisione dell'organizzazione economico-finanziaria, che deve fare i conti con una progressiva riduzione delle risorse finanziarie e umane e su cui ha pesato il blocco delle retribuzioni per il mancato rinnovo dei contratti pubblici. Si rileva inoltre come le linee guida di ogni intervento ministeriale rispondono ai criteri dell'accentramento dei processi decisionali e del contenimento delle spese, aspetti questi che affaticano e appesantiscono la macchina burocratica. A fronte di questo dinamismo organizzativo vi sono lavoratori sempre più anziani,
oppure precari che dopo aver acquisito professionalità sono costretti a lasciare l'Ateneo per l'impossibilità del rinnovo dei loro contratti. I tagli continui al fondo di finanziamento ordinario e l'assenza di un convinto investimento pubblico e privato nella ricerca e nell'alta formazione universitaria hanno reso sempre più difficile l'investimento in servizi e attività che valorizzino il contributo della struttura tecnica amministrativa. Recentemente è ripresa la discussione sul rinnovo della contrattazione, fermo da troppi anni, che ha come premessa la revisione del numero di comparti del lavoro pubblico con la riduzione degli attuali 12 comparti a 4, di cui uno dedicato al settore della conoscenza, scuola, università, ricerca e conservatori. Tuttavia, accanto all'attuale quadro ancora incerto sulle questioni normative, si delinea invece certo che mancano le risorse sufficienti per rinnovare i contratti dei lavoratori pubblici in generale e di quelli della conoscenza in particolare. In questo scenario poco confortante, gli uffici dell'Ateneo stanno collaborando con l'impegno che li contraddistingue e con dispendio di energie alla realizzazione del piano strategico di Ateneo approvato a marzo dello scorso anno, e in particolare per quanto riguarda la struttura amministrativa ad una nuova riorganizzazione sia dipartimentale che dell'amministrazione centrale. Da poco assorbita la riorganizzazione dipartimentale del 2011 e la creazione dei poli didattici, è intervenuta la nuova riorganizzazione delle strutture dipartimentali, avviata a gennaio di questo anno, che ha visto un nuovo accorpamento dei dipartimenti e la compresenza dell'organizzazione della didattica al loro interno. Analogamente ci stiamo preparando alla nuova riorganizzazione dell'amministrazione centrale e delle biblioteche, consapevoli che tutte queste trasformazioni comporteranno sì un riassetto dell'intera struttura coinvolta, ma anche la valorizzazione del personale che lavora con responsabilità tutti i giorni, sia attraverso processi di mobilità verticale che con politiche di stabilizzazione dei precari e di innalzamento del tempo lavoro per i nuovi assunti, in regime di tempo lavoro part-time. Sicuramente l'immobilismo non è il motto del nostro Ateneo, vero Rettore? No. E anche se sempre partecipi del cambiamento, riteniamo auspicabile per il futuro stabilire un periodo certo di consolidamento delle posizioni organizzative delineate prima di procedere a nuove revisioni. Passando ora alla formazione del personale, tema molto sentito da parte di tutti per l'urgenza di rimanere sempre al passo con le dinamiche di cui si riportava prima, si rileva come a partire dal 2014, nell'ambito dell'accordo di programma tra l'Università di Udine, l'Università di Trieste e la SISA e della programmazione triennale del MIUR, i 3 atenei regionali hanno elaborato un progetto di servizi congiunti finalizzati alla progettazione, erogazione e valutazione della formazione del proprio personale, che mettendo a sistema le risorse delle 3 organizzazioni consente una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di sviluppo del capitale umano. L'obiettivo prioritario del piano è l'accrescimento delle competenze del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del sistema universitario regionale attraverso l'ottimizzazione delle risorse complessive a disposizione degli atenei. Il piano punta a sviluppare, attraverso metodologie coerenti, i 3 elementi della competenza: le conoscenze, le capacità e le esperienze. Dopo anni di blocco del turnover del personale tecnico amministrativo, nel 2016 sono finalmente riprese le procedure concorsuali e le assunzioni. Entro fine anno prenderanno servizio 10 unità di personale. In alcuni casi si tratta di persone che lavorano da anni per l'Ateneo, che vedranno finalmente riconosciuto il loro lavoro a tempo indeterminato, ma con un dimezzamento del tempo lavoro e conseguentemente del loro stipendio del 50%. A fronte di queste assunzioni, però, entro la fine di quest'anno si verificheranno anche una decina di pensionamenti e l'Ateneo perderà persone di provata esperienza senza alcuna garanzia di sostituzione. L'auspicio di tutti noi è che, pur tra mille difficoltà e vincoli, l'Ateneo continui nella politica di assunzione e di stabilizzazione dei precari storici, così come nelle esigue possibilità di attuare politiche di valorizzazione del personale. Ricordiamo che è in corso lo svolgimento della procedura di progressione economica orizzontale, unica possibilità per vedere un modesto aumento di stipendio e per l'esiguità delle risorse economiche che era possibile utilizzare, solo poche persone di ruolo potranno avere accesso ai vari profili. Si richiama l'attenzione in merito alla situazione dei collaboratori esperti linguistici, per i quali finalmente si sono aperte le fasi di contrattazione per il rinnovo del contratto integrativo, ma che risultano anche essere le prime vittime nel nostro Ateneo di una interpretazione restrittiva della recente normativa in materia nazionale, secondo la quale si devono escludere dalla partecipazione ai concorsi a tempo determinato le persone che hanno già lavorato più di 36 mesi nell'Ateneo. L'auspicio è che l'amministrazione trovi una soluzione legittima per non perdere queste risorse, poiché nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere si sta consolidando il triste e diffuso fenomeno di insegnamenti permanenti coperti da contratti a tempo determinato.
Tra gli aspetti positivi non possiamo non ricordare lo sforzo intrapreso dall'amministrazione in tema di sussidi e benefit per la concessione di contributi a favore del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in materia di trasporti, assistenza sanitaria e istruzione, in attuazione di una norma del contratto collettivo nazionale di lavoro. Si tratta della prima iniziativa in questo senso adottata dall'Università e seppure con numeri al momento contenuti, 65 domande di sussidio ammesse e 29 al momento soddisfatte, qui a gennaio del prossimo anno si aggiungeranno i benefit. L'auspicio è che l'iniziativa continui e possa aumentare di risorse complessive nei prossimi anni. Concludiamo evidenziando il risultato storico raggiunto quest'anno dall'Ateneo. Il personale tecnico-amministrativo ha operato nel corso degli ultimi 2 anni ad una profonda trasformazione del proprio lavoro, a testimonianza del dinamismo che lo contraddistingue, passando da un approccio per adempimenti a un approccio per processi. Sono state analizzate le procedure di lavoro che coinvolgono gli uffici e gli sforzi fatti in termini di analisi del proprio lavoro e rilevazione di come procedere nello svolgimento dell'operatività hanno valso a giugno 2016 l'ottenimento della certificazione di qualità dell'intero apparato amministrativo dell'Ateneo. Grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti e a tutte. Magnifico Rettore, rettori ospiti, cari colleghi, personale tecnico, personale amministrativo, cari studenti, care studentesse, autorità, signori e signore. Sono onorata di essere con voi oggi per l'apertura dell'anno accademico 2016-2017 dell'Università di Udine. Vi porto i saluti della nostra Presidente, Deborah Serracchiani, ed è con soddisfazione che festeggio insieme a voi tutti i traguardi che avete conseguito e che sono stati poi presentati nella prolusione del Magnifico Rettore. Siete nati, come è stato ricordato, l'Università di Udine è nata, unica nel panorama italiano per volontà popolare, e si è affermata nel tempo come una sede accademica innovativa, con attività tradizionali, attività nuove e in stretta relazione con il territorio e con il mondo produttivo ed economico, con corsi importanti interateneo, doppi titoli internazionali, una scuola d'eccellenza, quindi un'università fortemente radicata nel territorio e allo stesso tempo universale nel senso dell'università, nel senso classico del termine. Io credo che l'università abbia un ruolo di produzione, di produttrice culturale straordinario, che sia un luogo in cui innanzitutto si formano le coscienze e che il rapporto tra l'istituzione regione e l'università sia davvero cruciale. L'università pubblica è prima di tutto uno spazio di civilizzazione e di sviluppo. Uno sviluppo rivolto ai luoghi, e credo che sia proprio in questo continuo confronto tra l'università e i luoghi che nasca l'innovazione. L'università ha dunque un ruolo generativo ed è fattore fondamentale dello sviluppo del territorio, come state dimostrando come Università di Udine. È capace di innovazione sociale e specialmente di collegare il locale con il globale. Qui ci sono ricadute economiche indirette, di riconoscibilità dall'esterno, di attrattività nei confronti dei talenti sia docenti che studenti, di apertura di nuove traiettorie scientifiche e tecnologiche sulla base degli avanzamenti del sapere. Ci sono gli investimenti nella ricerca applicata, nella diffusione della conoscenza e del trasferimento tecnologico, attraverso la promozione dei contatti università-industria, la valorizzazione commerciale dei risultati della ricerca, l'impulso a nuove iniziative imprenditoriali, la realizzazione di nuove infrastrutture. Qui c'è la partecipazione dell'università alla vita della città, alla definizione di una visione di sviluppo condivisa, alla realizzazione di progetti specifici. Qui c'è il ruolo dell'università nella definizione dell'identità culturale di tutta la nostra regione. Ma l'università non è solo un grande motore di conoscenza. Essa è in grado, a mio giudizio, di valorizzare anche il metodo con cui si costruiscono i percorsi, non solo il cosa ma anche il come.
Ed è proprio la valorizzazione del metodo, insieme al merito naturalmente, che ha segnato i rapporti tra Regione e Università in questi ultimi anni. Ci siamo impegnati per decidere insieme come utilizzare le risorse a disposizione e costruire una visione condivisa. E devo dire che anche la visione non è sufficiente, perché dalla visione siamo passati ai programmi, ai dettagli e poi seguiranno il monitoraggio e la valutazione di quello che stiamo facendo. E a mio giudizio questo lavoro sul metodo che è stato fatto è un lavoro molto importante. I finanziamenti della Regione e dell'Università sono molto articolati, ci sono misure per la didattica, la ricerca, il trasferimento tecnologico, il placement, le infrastrutture di ricerca e abbiamo scelto un modello partecipato di gestione dei finanziamenti. Abbiamo programmato gli interventi, predisposto un programma triennale, stabilito i percorsi di monitoraggio, la valutazione e i meccanismi di premialità, cercando di aumentare la capacità di attrarre risorse finanziarie non regionali, favorire il miglioramento delle prestazioni e premiare, o direi meglio riconoscere, perché la Regione, quindi i cittadini di questa Regione riconoscono nell'università le eccellenze, quindi favorire le iniziative congiunte. Ecco, questo percorso, che era già stato individuato dalla legge 2, è finalmente a regime. Quest'anno è entrato a regime, quindi abbiamo il regolamento attuativo, abbiamo il programma triennale, a breve verrà approvato il piano programmatico degli interventi e nella prossima stabilità è previsto anche l'intervento di perequazione che la legge prevedeva e che non era mai stato messo in atto. Quindi nel 2017-2018 ci saranno 300.000 euro proprio come perequazione a favore dell'Università di Udine. Mi sembra una cosa estremamente importante essere riusciti a portare avanti la legge in tutte le sue sfaccettature. E nonostante la difficoltà di risorse che riguarda tutti, i finanziamenti per l'università nel 2016 sono stati pari a 4,5 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti quei finanziamenti per le infrastrutture di ricerca così importanti di cui diceva appunto il Rettore prima. Confermiamo per il 2016 questi finanziamenti e in questa prima fase del bilancio anche una parte per le infrastrutture di ricerca che provvederemo poi nella seconda fase ad incrementare. Sosteniamo i dottorati di ricerca, gli assegni di ricerca con i fondi europei che abbiamo deciso di assegnare e sono 6.300.000 per le università, di cui 2.700.000 per l'Università di Udine, che dureranno fino al 2020. Ci sono delle novità all'interno proprio di questo percorso di metodo che abbiamo fatto insieme, quindi la possibilità all'interno del Fondo Sociale Europeo di sostegno a percorsi formativi professionalizzanti che potremmo utilizzare proprio per le lauree professionalizzanti, ma non solo. Siamo stati la regione, credo l'unica regione italiana o una delle poche regioni italiane che ha investito con Garanzia Giovani proprio per le università, quindi fornendo ai giovani laureati la possibilità di aggiornamento linguistico all'estero, di iscrizione a master alle stesse università, di fare dei master che potessero essere utili ai propri studenti. Stiamo lavorando anche bene con gli uffici dell'università e i centri per l'impiego, in maniera tale da rafforzare tutte quelle che sono le indicazioni anche per quanto riguarda i tirocini finanziati dalla Regione e in questo qui l'università ha lavorato molto bene, quindi delle risorse che sono di altre fasce sono state date all'università. L'università partecipa a pieno titolo alla strategia di specializzazione intelligente della nostra regione, ai bandi FESR, quindi insomma è un'università attiva e attenta che collabora con forza in tutti i settori con la regione. Penso anche alla partecipazione dell'università ai cluster nazionali. Tutto questo
il percorso di metodo e di merito che abbiamo seguito. Naturalmente c'è poi la colonna intorno al quale tutto gravita, e la colonna è il diritto allo studio. Sono gli studenti e le studentesse, non c'è università senza studenti e senza studentesse, pur con tutti i ruoli di ricerca e di trasferimento tecnologico che l'università ha. L'articolo 34 della Costituzione. Quindi da parte nostra, come Regione e nei limiti della Regione, la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, quindi le borse di studio, l'alloggio per i capaci e meritevoli e privi di mezzi, gli interventi a favore di tutti gli studenti e anche un'attenzione specifica, e anche questo sarà un percorso che faremo insieme all'università per quanto riguarda l'orientamento e evitare il più possibile che le persone non concludano il loro percorso universitario. La nostra regione, come è stato ricordato, è una regione che copre tutte le borse agli aventi diritto, e nel corso di quest'anno l'aumento di risorse a disposizione è stato del 10% superiore, e in questa direzione intendiamo continuare, cioè intendiamo continuare a rispondere a quelle che sono le esigenze del diritto allo studio e a lavorare insieme agli studenti e alle studentesse per la completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione. Quest'anno, proprio rispondendo a una serie di sollecitazioni dei rettori, abbiamo anche individuato delle risorse che possano abbattere le tasse universitarie di quegli studenti che arrivano come ISEE, studentesse, subito dopo, diciamo così, come ISEE, alla parte che viene invece coperta dalle borse di studio, in maniera tale da rafforzare gli iscritti alle lauree magistrali delle diverse università. Quest'anno faremo la stessa cosa anche per i conservatori. Un lungo elenco che però è importante perché mette in evidenza come la Regione, il territorio, perché poi sono i cittadini evidentemente che attraverso le loro tasse investono, no, nell'università, e quindi è importante per mettere in evidenza questo metodo che dicevo che abbiamo seguito, un metodo di condivisione trasparente e aperta, e il fatto che esiste e si sta rafforzando un sistema che è il sistema universitario regionale. E allora credo che insieme a tutte queste cose importantissime che abbiamo detto, di fronte alla grande trasformazione che stiamo attraversando, l'università sia uno degli spazi privilegiati per ragionare, in un grande confronto multidisciplinare, di come contribuire a migliorare il nostro Paese, che non vuol dire solo fare sempre meglio, perché fare sempre meglio non basta. All'università spetta anche il compito di discutere dei grandi temi generali, dell'etica, dei diritti, del lavoro, della libertà, della società che si trasforma davanti ai nostri occhi. A noi, come istituzione regione, di condividere questo percorso e cogliere il contributo che il potenziale critico dell'alta formazione può e deve dare. Buon anno accademico a tutte e a tutti. Rettore magnifico, autorità, colleghe, colleghi, Iele e gioventù. Per me è un onore essere qui oggi in un'università giovane e proiettata verso il futuro, come peraltro è scritto nel vostro motto d'Ateneo, Hic sunt futura, che come da fisico che si occupa di ricerca di atomi e luce, apprezzo evidentemente fortemente. Nata per volontà popolare, esempio unico in un paese pur così ricco di università, l'Università di Udine è quindi storicamente legata, come avevo già sentito ripetere più volte, al territorio e lo innerva con le sue competenze e con la vocazione al trasferimento di innovazione.
vocazione che lo accomuna al Consiglio nazionale delle ricerche. Si tratta di un impegno fondamentale per l'Italia. Al riguardo basti consultare lo European Innovation Scoreboard della Commissione europea che misura la performance, i punti di forza e le debolezze dei sistemi di innovazione nazionali e regionali dell'Unione. Ebbene, il nostro Paese si colloca purtroppo ben al di sotto della media europea, molto distante da Germania, Francia e Gran Bretagna e persino dai paesi scandinavi, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Austria, Irlanda ed Islanda. Gustavo Colonnetti, uno dei miei predecessori illustri, diciamo, come Presidente del CNR dal 1945 al 1956, nonché padre costituente, erano tempi in cui sedevano in quelle occasioni anche ingegneri, in questo caso Colonnetti, fu un convinto e concreto sostenitore della sinergia tra università, ricerca pubblica e industria, che fosse finalizzata all'innovazione e alla crescita economica del Paese. Quest'idea è valida ancora oggi, dobbiamo promuovere con la chiara precondizione che alla base di tutto il progresso resti quell'insaziabile imperativo dello spirito che è teso verso la conquista di sempre nuovi orizzonti. E qui uso esattamente le parole con cui Colonnetti, insieme a Firrau e Nobile, presentarono l'emendamento che portò all'articolo 9 della nostra Costituzione, che appunto recita: la Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo. La spinta fondamentale della scienza risiede nella curiosità e nella constatazione che nella gran parte dei casi la distinzione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata è artificiosa e contingente. Si dice nella presentazione di quell'emendamento: di nessuna ricerca scientifica, anche la più astratta in apparenza, può a priori affermarsi che essa non avrà nel tempo alcun riflesso sull'economia e sulla produzione. E aggiungeva Colonnetti: cari colleghi, chi potrà dirci dove ci porterà questa nuova filosofia della meccanica quantistica e questo principio di indeterminazione? Ci sono sicuramente dei fisici qui, che era una cosa molto strana. Ebbene, ci aveva ragione, perché nemmeno 10 anni dopo questo avrebbe portato, questa filosofia della meccanica quantistica avrebbe portato all'invenzione del laser, che è abbondantemente, diciamo, la sorpresa innovativa e spinta di ricchezza economica del secolo scorso. Devo anche dire che Volterra, che è stato il padre fondatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, istituito, come ha ricordato il Rettore Magnifico, nel 1923 presso l'Accademia dei Lincei, quindi parallelismo fra Accademia che copre tutte le discipline e Consiglio Nazionale delle Ricerche che copre tutte le discipline, nella prolusione con cui nel 1901, in occasione della sua chiamata come professore a Roma, diceva: negli uomini di scienza la curiosità è ben grande di guardare fuori e lontano, vivo il desiderio di frugare nella vetrina degli altri. Ed è per questo che la cultura che porta all'innovazione non solo parte dalla curiosità e dalla fantasia, ma è anche pesantemente multidisciplinare. Uno fruga nelle vetrine degli altri. Volterra prevedette tanto tempo fa che le cose della matematica o della fisica sarebbero state un giorno applicate alla sociologia, alla medicina, a mondi che dove non sembrava potesse essere applicata, ed è per questo che questo Consiglio Nazionale delle Ricerche sta di nuovo stringendo con atti formali un collegamento preciso con il mondo universitario, perché l'altro mondo che è multidisciplinare e che può suscitare curiosità trasversali è esattamente quello dell'università. Allora, lo stesso Pasteur diceva che non esiste la scienza pura e quella applicata, ma solo la buona scienza e quella cattiva. E c'è un cosiddetto quadrante di Pasteur che, diciamo, come dire, i letterati soprattutto conoscono,
e che dice che non esiste la Cesapura. Da questa affermazione esce fuori, come dire, una griglia con delle domande fondamentali, cioè la ricerca è pura o di base che viene identificata per intenderci dalla figura di Bohr, quella soltanto applicata che si identifica con l'inventore Thomas Edison, e la ricerca di base ispirata all'uso, ovvero la ricerca che partendo da un problema concreto porta a porsi domande fondamentali oltre che a ricercare la soluzione del problema stesso. Questo terzo tipo di ricerche è proprio quello in cui oggi si collocano i progetti di ricerca più promettenti sia in termini conoscitivi sia rispetto a potenziali ricadute applicative. L'idea però del quadrante di Pasteur nasce anche nella discussione di quanto sia difficile far accettare socialmente o politicamente gli investimenti in ricerca di base, la cui importanza non è facilmente comprensibile se non si hanno sufficienti competenze scientifiche o storico-scientifiche. È un fatto, purtroppo, che negli ultimi decenni i finanziamenti della ricerca di base siano stati fortemente criticati in alcuni contesti politici e di fatto ridotti in tutto il mondo occidentale. D'altra parte, l'Italia stessa ha prodotto diversi esempi di successo nella ricerca fortemente integrata tra approcci fondamentali e applicativi ed anche fra la dimensione pubblica e privata. Il calcolatore elettronico è nato in Italia grazie a un'idea di fantasia che veniva da Enrico Fermi, il quale non faceva soltanto il nucleare, che suggeriva all'Università di Pisa di investire dei soldi che venivano da Lucca e Livorno, altri tempi, per costruire un calcolatore. Questo calcolatore veniva fatto dall'università, dal CNR e dall'industria, in particolare Olivetti. Da quel calcolatore alla fine degli anni 50 poi sarebbe nato l'internet italiano 30 anni fa, e adesso il nostro futuro è proprio quello di guardare lontano usando le tecnologie di quella famosa meccanica quantistica che Colonnetti citava come filosofia, per fare un internet del futuro che si basi su queste nuove tecnologie. Ed è su questo, diciamo, su questo apparente passato che si deve ispirare, come dire, il presente. D'altra parte grandi sono state le figure, come dire, in Italia di ricercatori come dire, per così dire, fondamentali con un intento applicativo enorme. Si basti pensare non solo a Marconi, che invece è stato il secondo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma anche a Giulio Natta, in cui c'era una forte convinzione che la scienza costituiva il motore culturale del progresso socio-economico e quindi anche politico e civile. Da quando la conoscenza della natura si è approfondita sino a permettere di intervenire sulla stessa natura per trasformarla, i benefici economici hanno infatti sempre svolto una funzione decisiva nella ricerca. Ciò è stato evidente ad esempio sin dagli inizi della medicina, anche se questo viene, come dire, trascurato, e di nuovo sempre dopo la guerra nasceva in Italia la genetica, grazie al CNR, in cui si andava dimostrando di come una scienza che apparentemente non era dura, come dire, come la matematica e la fisica, poteva diventare fondamentale e sviluppare ricchezza economica. Il CNR nel suo pacchetto ampio di brevetti e start-up e robe di questo tipo ha proprio nel campo della biomedicina, genetica e cose, diciamo, uno come dire, dei sottopacchetti, come dire, più lunghi. Ora, ho citato un certo numero di grandi e le esperienze dei grandi rimangono fonte di insegnamento per i giovani, se si vuol far loro comprendere, con esempi concreti, in che modo scienza e industria possono proficuamente collaborare per migliorare le condizioni economiche e la qualità della convivenza democratica, facendo fare
grandi passi in avanti alla conoscenza. Qui devo dire che un importante asse strategico per questo CNR sarà la costruzione di una forte attività di outreach, e qui vedo che questo Ateneo ne fa, come dire, non poca, attività cioè che porti al popolo, come dire, a tutti, diciamo, la consapevolezza dell'importanza che la ricerca può avere anche per combattere certi oscurantismi che si stanno andando, diciamo, verificando. Non solo, la ricerca è uno splendido esempio di resilienza che è questa parola che deriva dal latino resilire, che significa non come resistere agli oltraggi della natura, diciamo, ma come saper arretrare a molle e poi ripartire. E da quello che ho capito, di questo mi sono trovato a parlare 10 giorni fa a una Camera di Commercio di Londra, e ho portato come esempio cosa ha significato l'alluvione di Firenze, perché l'Italia, grazie a CNR, si organizzasse e facesse di quella che era un'occasione drammatica, diciamo, invece un'occasione poi di rilancio e di ricchezza, e di come si sta organizzando il terremoto. E il CNR, qui lo dico, fa parte della cabina di regia che si chiama Casa Italia, perché evidentemente a seguito dei terremoti passati ha sviluppato purtroppo una quantità di competenze che ci proiettano ancora oltre, e da come ho capito bene oggi, diciamo, il terremoto qui nel Friuli è stato, diciamo, un classico esempio di cosa significhi la resilienza, cioè di come si può trasformare, come dire, un disastro, eccetera, in un andare, come dire, saltare oltre. Allora, quello che però è richiesto per vincere queste sfide col futuro, diciamo, è che ci siano delle strategie intelligenti per favorire contaminazioni e confronti interdisciplinari, ma le strategie intelligenti anche per poter trasformare le nostre innovazioni in un beneficio totale per la collettività. Quindi il sogno è quello di riuscire a salire in questa graduatoria dove siamo tremendamente bassi. Allora, oggi una delle sfide importanti riguarda quella che è stata ricordata anche dal magnifico Rettore, e cioè la cosiddetta Industria 4.0. Automazione e interconnessione sono i concetti alla base di questa rivoluzione. Non è più una nuova tecnologia abilitante a stravolgere la realtà industriale, ma è un intreccio di tecnologie, mutuamente connesse mediante la rete. Tali tecnologie, che hanno avuto un rapido e tumultuoso sviluppo in tempi molto recenti, sono l'Internet delle cose, cloud computing, intelligenza artificiale, robotica, stampanti 3D, algoritmi per trattare grandi quantità di dati. Quindi questa è una grande diciamo, sfida, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato inserito come dire, in quella cabina di regia che dovrebbe occuparsi di queste sfide, e quindi sono stato molto lieto di sentire, diciamo, nella relazione del Rettore che questa regione, questo insieme di università, eccetera, si siano, come dire, organizzati per fare sinergia su questo, ed il CNR, come dire, è pronto ad interagire con questa fonte di conoscenza per insieme, diciamo, pensare poi al benessere di tutta la nazione. E un'altra sfida che è tipica, diciamo, di questo Ateneo è quello della medicina del futuro, che anch'essa diventa una roba tutta quanta intersecata. Come dire, anche in questo il CNR sta sviluppando una sua propria strategia, come dire, progettuale, nuova, e qui per esempio è fondamentale ancora una volta, diciamo, l'interazione con il mondo universitario. Il CNR nella medicina ha un importante dipartimento appunto di biomedicina. È certo che con la transizione verso l'industria 4.0 diminuiranno i posti di lavoro, però solo quelli meno qualificati, ed invece aumenteranno quelli che richiederanno una formazione avanzata. Questo processo nel nostro Paese è più arretrato che altrove. Le attività che richiedono formazione avanzata sono meno di un terzo in Italia contro il 45% della media europea, però è una direzione segnata dalla quale non ci si può allontanare. Quindi bisogna governare questi processi,
e per farlo occorre scommettere sulla formazione e l'istruzione, ovvero sul capitale umano. Mai come oggi appare con assoluta evidenza lo stretto nesso che esiste tra l'aumento di conoscenza dei lavoratori e lo sviluppo dell'economia del Paese. In questo devo dire che proprio in questi giorni dovrebbe diventare finalmente legge il decreto che libera 20 anni dopo le università dai vincoli, diciamo, burocratici, realizzando fino in fondo la legge Ruberti che prevedeva l'autonomia per l'università e gli enti di ricerca, e questo dovrebbe aiutarci a poter fare reclutamento, tra l'altro, a fare il reclutamento, diciamo, più massiccio, diciamo, ma soprattutto più, come dire, strategico verso l'innovazione. Il CNR, con tutti i suoi istituti e dipartimenti e con la sua strategica interdisciplinarietà, ha già fatto questo lavoro preparatorio e per quanto riguarda 4.0 ha già costruito e sta coltivando uno stretto rapporto con le imprese e appunto sarà protagonista, diciamo, come dicevo, in particolare, diciamo, utilizzando il Piano Nazionale della Ricerca. Allora, l'assoluta necessità di investire nel capitale umano si traduce nel fatto che in collaborazione con gli atenei italiani stiamo costruendo un piano per dottorati e in particolare dottorati dove il CNR abbia un senso particolare. Io ho trovato che la sede centrale del CNR investe 2-3 milioni l'anno in borse di dottorato e quello che adesso noi vorremmo fare è che questi 2 o 3 milioni continuassero ad essere investiti in borse di dottorato, come dire, ma in una strategia, per esempio in dottorati industriali. Difatti, il programma Industria 4.0 ci suggerisce di finalizzare maggiormente gli sforzi per dare impulso alla figura del dottore di ricerca industriale, in accordo con università, associazioni di imprese e quindi per favorire gli esiti occupazionali dei giovani e per aumentare il potenziale di innovazione delle imprese coinvolte nel progetto. Perché bisogna che anche l'industria diventi consapevole di che cosa significa l'innovazione, diventi consapevole di quello che può fornire il mondo della ricerca, da cui davvero nasce la vera innovazione. A proposito del numero di dottorati di ricerca, su 1000 abitanti il nostro Paese occupa il terzultimo posto tra i Paesi europei. Non solo, ma spesso i dottori di ricerca vengono assunti dalle aziende con un trattamento economico non adeguato al loro livello di competenza. Allora tale situazione costituisce un freno allo sviluppo di una nazione competitiva, ancor più nell'ambito dei nuovi paradigmi imposti dall'Industria 4.0 e che invece sono basati in maniera sempre più stringente sulla generazione e sull'uso della conoscenza. Allora, il ruolo strategico nella prima fase di avvio dei nuovi dottorati con Industria 4.0 ce l'avrà il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente, che è nato nel 2012, che oggi coinvolge circa 100 imprese industriali, 25 centri di ricerca universitari pubblici e privati e circa 20 ulteriori soggetti fra associazioni, poli di innovazione e quant'altro. E quindi queste sono un po' le strategie che uno vuole seguire. Avvicinare ricerche di impresa, aumentare il livello di istruzione dei giovani, favorire la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, che come viene auspicato dalla strategia di Lisbona, rappresentano l'importante valore aggiunto che il Consiglio nazionale delle ricerche può portare per guidare, mediare, creare un collante in questa importante rivoluzione industriale. A questo proposito voglio dire che questo CNR è entrato sia nella cabina di regia di Casa Italia, quindi tutte le faccende legate da qui a 10 anni alle problematiche di terremoti, dove mi immagino che Friuli, diciamo, possa dire molto, molto la sua, e in questa storia dell'Industria 4.0, ma come avrete visto, insieme al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e ai 3 rettori delle università lombarde, adesso si è creato, e insieme all'IT, si è creato un gruppo di governance del famoso Human Technopole, che nasce come dire all'Expo, quindi anche su quelle tematiche, e il compito anche lì del CNR
è quello di fare da raccordo fra le varie istituzioni presenti e soprattutto da far sì che quell'importantissima, diciamo, politica di finanziamento della ricerca diventi da locale, diciamo, si espanda su tutto il territorio nazionale. Questo lo dico perché nell'attesa delle vestizioni del magnifico rettore e dei suoi colleghi ho avuto modo di scambiare parole con colleghi qui del Dipartimento di bioagroalimentare oppure di medicina, quindi c'è evidentemente tutta una cultura trasversale che può essere, sono occasioni, diciamo, che secondo me il CNR può offrire a questa realtà e nella quale l'Università di Udine, da quello che ho capito, ha messo una sinergia tra tutte le università, non solo di questa regione ma anche del Veneto, con Padova, quindi perché alla fine bisogna cercare di interagire con delle masse, come dire, critiche e sinergiche. Ora, le strategie e l'entusiasmo richiedono però quell'unico elemento che contraddice una delle caratteristiche intrinseche della scienza. Una delle caratteristiche intrinseche della scienza è l'incertezza, è il dubbio, non si sa dove si va a parare. Ed è chiaro, io mi occupo di calcolatori quantistici fatti con gli atomi, che è un sogno, non so se ci andremo a parare, però questi sogni poi generano delle sorprese da cui scaturisce qualcosa di nuovo. L'incertezza è il suo. Però l'elemento che contraddice con questo tipo di politiche che vogliamo fare, perché non c'è, è la certezza dei finanziamenti invece destinati alla ricerca, cioè l'incertezza è il sale della ricerca, però i finanziamenti devono essere certi, destinati per la ricerca e per la formazione universitaria. La costanza del loro flusso, la possibilità di investire con ragionevole stabilità, almeno nel medio periodo. Ed è proprio su questo che vorrei concludere il mio intervento. Siamo qui a Udine, in quella che era una terra di frontiera e che ora è il centro dell'Europa. Secondo me, se vogliamo che l'Unione Europea riacquisti quel vasto consenso tra i popoli che aveva le origini, l'anno prossimo si commemorano i trattati di Roma, dobbiamo cambiare la prospettiva attuale e far sì che essa torni a fare per i suoi cittadini quello che i singoli Stati membri da soli non sono più in grado di fare. La ricerca scientifica e tecnologica è indubbiamente un'area privilegiata per questa nuova prospettiva di rilancio di quello che è stato il sogno europeo, oltre che un fattore fondamentale per la prosperità dell'Europa. È questa logica che ha portato alla realizzazione dei programmi di ricerca comuni quali mezzi atti a favorire la creazione di una ricerca e sviluppo a livello europeo. La logica è che come la prosperità economica di ogni Stato membro si ripercuote favorevolmente sulla prospettiva economica di tutti gli altri Stati membri, più ogni Stato membro investe in ricerca e sviluppo, più aumenta la prosperità di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Anche in questo caso si tratta quindi di un gioco a somma positiva. È per questo che stiamo cercando di proporre una politica di Science Compact. I contenuti dello Science Compact dovrebbero ricomprendere alcuni elementi qualificanti. Tra questi è centrale la previsione di regole che vincolino tutti gli Stati membri a destinare a ricerca e sviluppo una quota predeterminata e significativa del loro prodotto interno lordo. Questo non più come auspicio ma come regola aurea, dello stesso valore delle regole che governano nell'Unione Europea la moneta e i bilanci pubblici. Nel medio-lungo periodo questa decisione avrebbe un effetto positivo, sia politico che economico, non inferiore a quello derivante dalle regole del patto di stabilità e crescita, cioè sottrarre alle contingenze momentanee l'investimento in ricerca e sviluppo avrebbe conseguenze pratiche di straordinaria rilevanza negli Stati membri e nell'Unione nel suo complesso, nonché ricadute d'immagine davvero importanti anche a livello extraeuropeo. Mandi.
Grazie. E allora adesso io volevo consegnare al professor Massimo Inguscio questa targa che vuole ricordare appunto questa sua partecipazione, che vuole essere anche di auspicio appunto per una collaborazione che noi immaginiamo fruttuosa. Grazie. Grazie. Bene. Allora, adesso, visto che siamo in tema di targhe, io chiamo qui il professor Frilli perché voglio consegnargli anche a lui una targa che, eccola qui, vedi. Mettiti là. Sì, vengo. Adesso appunto chiamo il professor Frilli a dire alcune parole. Voglio ricordare appunto che quest'anno è un anno particolare. Si sente? Ecco, no, stavo dicendo che è un anno particolare perché non solo sono i 40 anni del terremoto e sono anche gli 80 di Frilli, ma vi stavo dicendo che io sono entrato in questa 30 anni fa e ho una lettera proprio firmata dal professor Franco Frilli, magnifico rettore, e quindi ho avuto l'onore di ricevere da lui, diciamo, l'accoglienza in questa comunità e adesso ho l'onore anche di attribuirgli a nome di tutto l'Ateneo questo riconoscimento. Grazie Franco, sei stato per noi un esempio, ti auguriamo ogni cosa. Grazie ancora. Cercherò di essere breve perché so che cosa vuol dire stare seduto a lungo sulle sedie di una sala come questa. Comunque, anche se è stata una interessante ed continua a essere una interessante riunione, io desidero esprimere innanzitutto un sentito ringraziamento al magnifico rettore e al Senato accademico per la delibera che hanno preso un mese fa per assegnarmi questo riconoscimento che non avrei immaginato, essendo fra l'altro già trascorsi 7 anni dal mio pensionamento. Allora un grazie poi va anche al Ministro Giannini e al Direttore Generale Livon, che tutti conosciamo perché ha lavorato qui nella nostra università, e che hanno condiviso questo riconoscimento. Ecco, accanto a queste grazie mi si permetta di ricordare brevemente alcuni dei momenti più significativi che mi hanno coinvolto nella mia più che trentennale attività di servizio in questo nostro Ateneo, dal 79 al 12. Giunto a Udine, proveniente dalla Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza, ho avuto la sensazione di essere arrivato in un'università tutta particolare, che avrebbe richiesto a tutti i docenti impegni non piccoli nel collaborare alla formazione scientifica e culturale di molti giovani che stavano ancora subendo le conseguenze non solo logistiche, ma anche psicologiche del sisma del 76.
accanto alla facoltà di lingue e letterature straniere e al biennio di ingegneria, che erano preesistenti in quanto parte dell'Università di Trieste che aveva qui queste due strutture, la cosiddetta legge del terremoto aveva assegnato nuove facoltà, 3 nuove facoltà, quella di agraria con 3 corsi di laurea, quella di scienze matematiche e fisiche naturali con il corso di laurea in scienze dell'informazione e quella di lettere e filosofia con la laurea nuova a livello nazionale, quella di conservazione dei beni culturali. Avevo colto subito come questa giovanissima università, chiamata a sperimentare corsi di laurea neo-istituiti a livello nazionale, richiedesse un impegno non indifferente, anche perché molti docenti dovevano dare una nuova impostazione alla propria didattica, in quanto non pochi insegnamenti erano assolutamente nuovi a livello nazionale. Appena diventato docente di ruolo di prima fascia, nell'81, il rettore di allora Gusmani mi ha chiesto di affiancarlo per un anno come delegato agli atti amministrativi e contabili e poi per 2 anni come prorettore vicario. Ho cominciato così a sperimentare la responsabilità che si assumono in una struttura pubblica, anche se di dimensioni piccole, contenute. Nell'83 hanno inizio i 3 mandati triennali di rettorato che mi hanno visto impegnato nell'inserire sempre meglio la nostra giovane università nel mondo accademico, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, iniziando dalla cosiddetta comunità di lavoro Alpe Adria. Ho dato impulso all'edilizia acquisendo e adeguando strutture già esistenti. Questa in cui siamo è una di quelle. Mi hanno chiamato il direttore dissacratore di chiese, ma l'ho fatto d'accordo con i vescovi. Ho cercato anche di adeguare gli edifici già esistenti e ne ho edificati di nuovi, quale l'edificio di Rizzi per le facoltà scientifiche e la palestra per le attività sportive, soprattutto dei giovani. L'ampliamento dell'Ateneo negli anni successivi, con medicina e chirurgia e con scienze economiche e bancarie, ha completato il compito che avevo avuto di avviare questa realtà culturale ottenuta da 125.000 friulani che avevano sottoscritto una richiesta popolare che non possiamo sottacere né dimenticare. Grazie. Bene, grazie ancora al professor Frilli. Adesso abbiamo la prolusione, la parte finale. Vi assicuro che ha dei passaggi veramente interessanti perché spiega perché viviamo questa tensione oggi nella globalizzazione e c'è questo grande bisogno di identità. Prego Franco, grazie. Bene. Autorità, gentili colleghe e colleghi, studentesse, studenti, signori
Signore e signori, questa lezione intitolata Universalismo e istanze identitarie alla luce delle neuroscienze si articola in 7 argomenti. Dopo l'introduzione, il secondo tema riguarda le strutture sociali degli scimpanzé comuni. Il terzo, l'evoluzione cerebrale e culturale degli ominidi. Il quarto, l'organizzazione sociale delle società di cacciatori-raccoglitori. Il quinto analizza gli effetti dell'invenzione dell'agricoltura e della nascita degli stati. Il sesto riguarda le radici neuropsicologiche delle istanze identitarie. Concludo infine con alcuni spunti di riflessione. Allora, introduzione. Gli esseri umani appartengono al superordine dei primati, condividono con 2 specie di scimpanzé, comune e pigmeo, un antenato comune dal quale si sono separati circa 6 milioni di anni fa. Si ritiene che questo, per struttura corporea e cerebrale, fosse più simile agli scimpanzé attuali che alle numerose specie di ominidi che si svilupparono in seguito. Come è noto, tutte le specie di primati, in particolare gli scimpanzé e gli esseri umani, sono animali sociali. Ciò significa che un aspetto fondamentale dell'ambiente in cui crescono e vivono è costituito dalle relazioni che intrattengono con gli altri individui del gruppo sociale nel quale sono inseriti. Nei vertebrati il sistema nervoso centrale è un organo in grado di rappresentare la realtà e di elaborare strategie cognitive per favorire la sopravvivenza. Infatti, nei primati, una parte rilevante del cervello è dedicata alla regolazione del comportamento sociale. In particolare, più ampi sono i gruppi sociali, maggiore è lo sviluppo della neocorteccia, ovvero della corteccia cerebrale con sviluppo filogenetico più recente. A tale proposito, alla fine degli anni 90 del secolo scorso, il neuropsicologo evolutivo inglese Robin Dunbar ha identificato nei primati una correlazione tra le dimensioni della neocorteccia e la consistenza dei gruppi sociali. Dunbar ha potuto constatare che nelle scimmie antropomorfe la grandezza dei gruppi era in relazione diretta con il rapporto tra il volume della neocorteccia e le porzioni rimanenti del cervello. Le specie antropomorfe che presentavano un rapporto uguale a 2 tendevano a vivere in gruppi composti da meno di 10 individui, mentre quelle che presentavano un rapporto uguale a 3 vivono in gruppi di 30-60 individui. Negli esseri umani il rapporto tra il volume della neocorteccia e il resto del cervello è 4. Questo valore indica che la grandezza media dei gruppi sociali umani è di 150 individui. Una dimensione che corrisponde a quella dei villaggi delle comunità tradizionali di cacciatori-raccoglitori. È quindi probabile che le necessità cognitive generate dalla convivenza in gruppi sociali permanenti abbiano favorito, per meccanismi di selezione naturale, la crescita progressiva del volume della neocorteccia nei primati antropomorfi. Inoltre questa crescita si correla con un allungamento del periodo di sviluppo che intercorre tra l'infanzia e la pubertà, cioè con un aumento del periodo ideale per l'apprendimento. Secondo argomento, le strutture sociali negli scimpanzé comuni. Gli scimpanzé comuni sono una delle specie di scimmie antropomorfe più intelligenti e maggiormente studiate. Condividono con gli esseri umani più del 98% del DNA. Il volume del loro cervello è di circa 400 cm cubici, un terzo del cervello umano, nonostante posseggono lo stesso numero di neuroni. Gli esseri umani, a parità di neuroni, possiedono dunque un maggior numero di collegamenti tra gli stessi. Quindi la differenza di peso tra il cervello umano e quello degli scimpanzé dipende dallo straordinario aumento delle connessioni tra i diversi centri nervosi del cervello umano. Il comportamento sociale degli scimpanzé è stato oggetto di studi sul campo, soprattutto nel Gombe National Park della Tanzania, da parte dell'etologa Jane Goodall e dei suoi collaboratori a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Queste ricerche hanno evidenziato numerosi parallelismi col comportamento umano. Gli scimpanzé comuni, per dimostrare affetto, si prendono per mano, si baciano, si abbracciano, sono collaborativi, sviluppano amicizie durevoli, comunicano con gesti,
si servono di strumenti e barattano favori sessuali. Il loro mondo sociale è costituito da gruppi formati da 30-60 individui che condividono un territorio comune. I maschi vivono tutta la vita nel gruppo in cui sono nati, mentre le femmine, nel periodo dell'adolescenza, si spostano nei gruppi confinanti. Sia tra i maschi che tra le femmine si instaurano gerarchie di dominanza e alleanze. Tali gerarchie regolano la sessualità e l'accesso alle fonti alimentari. Alla fine degli anni 60, Jane Goodall e Richard Wrangham ebbero occasione di studiare un gruppo composto da 17 maschi, 16 femmine e numerosi giovani. Col tempo, da questa comunità allargata si crearono 2 sottogruppi che si spostarono in 2 territori diversi, uno a nord e l'altro a sud. Il primo era composto da 8 maschi adulti, il secondo da 7. Agli inizi degli anni 70 cominciarono a manifestarsi i primi fenomeni di violenza tra le 2 comunità. Periodicamente gruppi di 4-5 maschi pattugliavano i confini del loro territorio. A volte oltrepassavano la linea di confine penetrando nel territorio avversario e cercando di attaccare e uccidere individui isolati o madri con piccoli. Per 7 anni il gruppo del nord compì una sistematica serie di raid uccidendo tutti i maschi del gruppo del sud e gran parte delle femmine e dei loro piccoli. Soltanto alcune giovani vennero risparmiate e costrette a unirsi al gruppo dei vincitori. Dopo aver annientato la comunità del sud, il gruppo del nord aumentò il suo territorio inglobando quello del sud. Nei decenni successivi diversi ricercatori hanno confermato la presenza negli scimpanzé comuni di comportamenti di aggressività letale intergruppo contro comunità confinanti. A commento di queste ricerche, Richard Wrangham ha sostenuto: sono rari gli animali che vivono in comunità patrilineari a vincolo maschile, dove le femmine riducono i rischi di accoppiamenti tra consanguinei, spostandosi nei gruppi confinanti per la riproduzione. Si conoscono soltanto 2 specie di animali che lo fanno usando il sistema di un'intensa aggressività territoriale maschile, con incursioni letali nelle comunità confinanti, in cerca di nemici vulnerabili da attaccare e uccidere. Fra 4.000 specie di mammiferi e 10 milioni o più di altre specie di animali esistenti, questo insieme di comportamenti è conosciuto solo negli scimpanzé comuni e negli umani. Terzo argomento, l'evoluzione cerebrale e culturale degli ominidi. Gli studi di paleoneurobiologia hanno definito le tappe di sviluppo neuroanatomico e cognitivo delle specie più arcaiche di ominidi, attraverso numerosi passaggi intermedi fino all'uomo moderno. I momenti più significativi riguardano lo sviluppo dell'andatura bipede, 4,5 milioni di anni fa, e la costruzione dei primi utensili litici, 3,3 milioni di anni fa, da parte degli australopitechi, una specie di ominidi con volume cerebrale di circa 450 cm3. La costruzione dei primi strumenti litici rappresenta una vera e propria rivoluzione cognitiva. Per scegliere il materiale opportuno e costruire uno strumento bisogna immaginare l'uso che se ne farà in futuro. È necessario aver sviluppato un sistema cognitivo per viaggiare mentalmente nel tempo. Per questa ragione nessuna grande scimmia antropomorfa esistente costruisse strumenti litici. Circa 2,5 milioni di anni fa si sono sviluppate le prime specie di Homo arcaico, che si sono diffuse dall'Africa in Asia e in Europa. Homo ergaster, vissuto 1,8 milioni di anni fa, era un ominide con una capacità cranica di 850 cm3, bipede obbligato, aveva imparato a controllare il fuoco e a cuocere gli alimenti. Già 1,5 milioni di anni fa costruiva delle amigdale bifacciali, strumenti dalla forma simmetrica appiattita a forma di goccia. Le specie successive di Homo, con un volume cerebrale di circa 1200 cm3, hanno sviluppato ulteriormente la tecnica di produzione di strumenti litici, con la produzione di lame 500.000 anni fa, l'invenzione di lance 400.000 anni fa e la costruzione di accampamenti formati da capanne e focolari 380.000 anni fa. La nostra specie, Homo sapiens,
Si è sviluppata in Africa circa 160.000 anni fa. Dopo un primo tentativo fallito, circa 1000 anni fa, di espandersi fuori dal continente africano, è riuscita finalmente a diffondersi in Asia, 60.000 anni fa, in Australia, 50.000 anni fa, in Europa, 40.000 anni fa e nell'America, 15.000 anni fa. Questa espansione ha coinciso con l'estinzione di tutte le altre specie di ominidi viventi e di numerose specie di grandi mammiferi, in Asia, Australia e nelle Americhe. L'espansione di Homo sapiens moderno da un piccolo gruppo di qualche migliaia di individui è stata correlata con l'esplosione culturale e artistica caratterizzata da una vasta produzione di oggetti, statue, dipinti murali, strumenti musicali. L'inarrestabile diffusione dell'uomo moderno in tutti i continenti è stata associata con l'invenzione di nuove armi da lancio, in particolare dell'arco e delle frecce, munite di punte con lame di pietra e imbevute di veleno, che hanno reso letali i loro proiettili. Si ritiene che il successo dell'uomo moderno sia dovuto all'invenzione del linguaggio 70-80.000 anni fa, che ha permesso di trasmettere in maniera efficace le conoscenze acquisite, non ultime quelle in ambito chimico. Recenti ricerche basate su studi di linguistica e genetica indicano che Homo sapiens moderno abbia avuto un'origine in una singola località dell'Africa sudorientale e che lo stesso sia accaduto per il linguaggio. Secondo il paleoantropologo Jan Tattersall, ci sono molte ragioni per pensare che l'invenzione del linguaggio sia stato lo stimolo che ha permesso ai nostri antenati di superare la soglia della capacità simbolica. Gli studi sull'organizzazione sociale degli ominidi, dai più arcaici fino a Homo sapiens, indicano che lo stile organizzativo precedente all'invenzione dell'agricoltura è rimasto sostanzialmente immutato, corrispondendo grosso modo alle attuali società di cacciatori-raccoglitori. Si tratta di società che praticano il nomadismo, vivono in villaggi o clan composti da circa 150 persone, in condizioni di bassa densità abitativa, meno di una persona per chilometro quadrato. Gli individui che appartengono a un clan conoscono le caratteristiche psicologiche e i legami di parentela di tutti gli altri componenti, sia presenti che assenti. Trascorrono la maggior parte del tempo in famiglie allargate, di 10-15 individui, che si riuniscono in campi di pernottamento temporaneo o bande di 30-50 persone. 10-20 clan costituiscono un popolo, composto in genere da 1500-2000 persone, che condividono la stessa lingua e le stesse tradizioni e che si oppongono agli altri popoli caratterizzati da lingue e tradizioni culturali e religiose differenti. Leslie Aiello e Robin Dunbar hanno calcolato dai calcoli endocranici il numero degli individui che compongono i clan delle principali specie di ominidi. Secondo le loro stime, gli australopitechi vivevano in gruppi composti da 70 individui, Homo erectus in gruppi di 110, Homo sapiens arcaico in gruppi di 130 e gli uomini di Neanderthal in gruppi di 140. Poiché le caratteristiche cognitive e sociali della mente umana si sono sviluppate prevalentemente negli ultimi 4 milioni di anni, si ritiene che queste strutture organizzative siano rimaste sostanzialmente invariate e svolgano un ruolo significativo all'interno della psiche umana. Quarto argomento, l'organizzazione sociale delle società di cacciatori-raccoglitori. Lo studio delle ultime popolazioni di cacciatori-raccoglitori, i pigmei F e H, i boscimani, gli Azda e i Nuer in Africa, gli indios Aché, Sirono, Pirana e gli Anomani dell'America del Sud e numerosi popoli della Nuova Guinea, ha permesso di comprendere i punti di forza e i limiti delle strutture organizzative dei cacciatori-raccoglitori, nelle quali la mente umana, come si è detto, si è evoluta. Un aspetto molto positivo di queste popolazioni riguarda l'allevamento e l'educazione dei bambini. Nei primi anni di vita i bambini rimangono a stretto contatto con la madre, tuttavia l'accudimento viene condiviso con il padre, i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle maggiori. La durata del contatto dei piccoli con le figure di accudimento diverse dalla madre
supera la durata del contatto che un bambino occidentale ha con la propria madre. Quando diventano più autonomi, i bambini sono liberi di girare per il villaggio e sono considerati imparentati con e di parziale competenza di tutti gli abitanti del villaggio. A 9 o 10 anni i bambini possono essere adottati dalle famiglie di gruppi confinanti, contribuendo a mantenere le relazioni amichevoli tra i gruppi. In queste culture le punizioni sono molto rare e il sesso prematrimoniale è generalmente consentito. I rapporti molto stretti che uniscono i bambini alle loro madri, l'allargamento diffuso delle responsabilità educative a tutte le figure alloparentali, unitamente alla moderazione dei sistemi punitivi, crea nei bambini delle società tradizionali un senso di sicurezza di base che si traduce poi nella sicurezza emotiva degli adulti propria di questi gruppi. Lo studio delle culture tradizionali ha permesso di evidenziare una serie di valori caratteristici. Hanno un approccio egualitario e un forte senso dell'autonomia. Sono indipendenti, privi di un capo, inteso come autorità assoluta. Danno grande valore alla condivisione, alla collaborazione, all'autonomia e all'eguaglianza tra le generazioni. Quindi non ci sono violenze o divieti nei confronti dei bambini. Le relazioni tra maschi e femmine sono estremamente paritarie se paragonate alle altre culture. La violenza fisica all'interno del gruppo è molto infrequente. Tuttavia, un aspetto altamente negativo delle società di cacciatori-raccoglitori è la presenza di uno stato di violenza cronica e di guerra permanente tra i gruppi che appartengono in genere a comunità linguistiche e culturali differenti. È stato calcolato che nel XX secolo nelle società di cacciatori-raccoglitori, ad esempio in alcuni popoli della Nuova Guinea, mediamente una persona su 100 sia morta ogni anno in battaglie, mentre nello stesso secolo in Germania, con 2 guerre mondiali, la percentuale di morti in guerra per anno è stata inferiore a 0,2%. La condizione di cronica violenza tra i popoli delle culture tradizionali viene motivata da sentimenti di vendetta e da rituali di degradazione degli altri popoli a un livello subumano. Uno dei maggiori problemi delle culture di cacciatori e raccoglitori riguarda infatti l'interazione con gli estranei. Nelle società tradizionali le persone sconosciute sono automaticamente considerate appartenenti a tribù nemiche. Gli individui di queste culture, se si imbattono in uno sconosciuto nel bel mezzo della foresta, riescono a concepire soltanto 2 azioni possibili: uccidere lo sconosciuto o darsi alla fuga. Le guerre sviluppate nelle società tribali si caratterizzano per la presenza di battaglie campali, di incursioni o raid, di imboscate, tranelli e di riunioni che degenerano in scontri. La frequenza delle guerre è collegata in maniera proporzionale alla densità demografica e la ragione profonda per cui esse vengono combattute consiste nella conquista delle risorse dei nemici. Quinto argomento, dalle società agricole alla costituzione degli stati. L'invenzione dell'agricoltura e dell'allevamento, avvenuta per la prima volta in Medio Oriente 10.500 anni fa, ha permesso all'uomo di produrre più cibo, determinando un aumento progressivo della popolazione. Tale crescita è legata alla disponibilità di cibo e alla vita sedentaria, che ha permesso di far diminuire l'intervallo tra la nascita di 2 figli. Infatti, una donna nomade nei suoi spostamenti può portare con sé soltanto un bimbo alla volta. Il surplus alimentare ha permesso lo sviluppo di società agricole di dimensioni progressivamente maggiori fino alla costituzione dei primi stati in Mesopotamia attorno al 3700 a.C. Inoltre l'eccedenza alimentare ha favorito la nascita e la proliferazione di una serie di figure sociali che non sono dedite alla produzione di cibo, ma svolgono funzioni di coordinamento, controllo e sostegno culturale. L'abbondanza di cibo e un sistema di tassazione adeguate ha favorito la costituzione di una classe di soldati di professione. A questo punto gli stati sono riusciti a organizzare guerre più efficienti di quanto possono fare bande di nomadi. Lo sviluppo di società ad altissima densità di popolazione non è stato indolore. Nelle società di cacciatori-raccoglitori si lavora solo 1 o 2 ore al giorno.
per procurare il cibo, cacciare, pescare, raccogliere la legna da ardere e aiutare in faccende domestiche, come la preparazione dei pasti. Il figlio di un agricoltore di sussistenza, al contrario, lavora in media tra le 4 e le 6 ore giornaliere per accudire le piante e gli animali, trasportare acqua, raccogliere la legna da ardere, preparare il cibo e svolgere altre faccende domestiche. L'insediamento stanziale con alta densità abitativa, spesso in condizioni di scarsa igiene, ha aumentato le malattie dovute a carenza di vitamine e quelle infettive in particolare. In parole povere, la vita dell'agricoltore con il tempo è diventata peggiore, più brutale, più breve e più dolorosa. Inoltre, la costituzione di potentati, stati e imperi ha posto gli esseri umani di fronte al grande dilemma delle società non egualitarie. Secondo l'ornitologo e geografo Jared Diamond, la motivazione che ha favorito l'abbandono delle culture tradizionali egualitarie, dei cacciatori-raccoglitori, a favore di sistemi organizzativi più numerosi e non egualitari, risiede nell'alta percentuale di violenze e omicidi tra i gruppi che a suo parere costituiscono la principale causa di morte delle società tradizionali. Riprendendo un'idea espressa tra gli altri da Max Weber, Diamond afferma che il governo di uno Stato detentore di un monopolio centralizzato del potere e dell'uso della forza solitamente è in grado di impedire alle teste calde di passare ai fatti, ma al leader debole di una tribù no. Perciò la pace tribale è più fragile e rischia di degenerare velocemente in cicli di violenza. Eccoci arrivati così a una delle ragioni principali per cui gli Stati esistono. Per questa ragione, in numerose culture tradizionali, l'arrivo dei governi statali è percepito in maniera positiva. Finalmente un uomo può mangiare senza doversi guardare alle spalle e al mattino può uscire di casa per urinare senza temere di essere ucciso. Secondo Diamond vi è quindi una chiara tendenza di lungo periodo. Si va dal semplice al complesso, dal piccolo al grande. Con la costituzione degli Stati la violenza organizzata è diminuita, ma non scomparsa. La storia descrive una ininterrotta successione di guerre totali. In queste guerre, il cui schema generale è ben descritto in alcuni passi della Bibbia, il nemico deve essere completamente sterminato, come è accaduto a numerosi popoli di nativi nordamericani, oppure geneticamente conquistato, come è accaduto in diversi paesi del Sud America, dove la percentuale dei cromosomi Y di origine europea è superiore al 90% della popolazione. Con la nascita degli imperi, attraverso quelle che possiamo definire guerre imperialiste, si sono manifestati i primi fenomeni di universalismo e di globalizzazione. L'impero persiano, 550-330 a.C., permise ai paesi sottomessi di mantenere una relativa indipendenza, sviluppando il commercio e le reti di comunicazione e adottando l'aramaico come lingua franca, conosciuta e parlata dall'Egitto all'India. In seguito l'impero persiano è stato sostituito dall'egemonia militare e culturale greca e successivamente da quella romana. Nell'impero romano i popoli mantenevano usi, costumi, lingua e religione. Dovevano pagare le tasse e rinunciare alla piena autodeterminazione. Questo stile organizzativo si è più volte ripetuto nel tempo, offre indubbi vantaggi, determina una marcata riduzione dei conflitti interni, facilita il commercio e lo scambio di conoscenze. In Occidente ha permesso di sviluppare una concezione filosofica nella quale il cittadino è posto al centro della dimensione sociale e politica ed è perciò l'autore di diritti universali. Sesto argomento, le radici neuropsicologiche delle istanze identitarie. Le aspirazioni universalistiche sono molto diffuse e apprezzate, nonostante comportino un'inevitabile perdita delle relazioni sociali fondamentali che erano forti e significative nei gruppi delle società tradizionali. Questo stile di vita individualistico si sta diffondendo, sebbene ovunque vi siano crescenti segni di sofferenza sicuramente presenti almeno a livello psichico. La solitudine, l'aumento dello stress e della depressione, il dilagare di patologie socioculturali come l'alcolismo, l'obesità e l'anoressia mentale, la sensazione crescente di non contare nulla,
e di non poter decidere nulla, insieme alla mancanza di speranza e alla progressiva sensazione di insensatezza del mondo, indicano che le prospettive universalistiche sono certamente utili, ma non sono sufficienti a garantire il benessere. Questo dipende, secondo me, almeno in parte, dal fatto che la mente umana si è sviluppata per alcuni milioni di anni nel contesto di piccoli gruppi, inseriti in piccoli popoli. Secondo lo psicologo Jonathan Haidt, le tracce di questa modalità organizzativa delle società primordiali sono ancora presenti nella nostra mente. Infatti, le persone nella loro interiorità sono attratte dai gruppi. Ci piace entrare a far parte di una squadra, iscriverci a club, leghe e associazioni. Assumiamo identità di gruppo e lavoriamo spalla a spalla con estranei per conseguire obiettivi comuni con un entusiasmo tale che le nostre menti sembrano progettate apposta per la cooperazione. In un famoso esperimento di psicologia sociale realizzato da Muzaffar Sherif nel 1954 è stato evidenziato che il comportamento tribale emerga spontaneamente nei gruppi umani. La mente maschile sembra essere innatamente tribale, ossia strutturata prima dell'esperienza in modo che i ragazzi e gli uomini provino piacere nel fare cose che favoriscono la coesione del gruppo e la vittoria in conflitti che contrappongono i gruppi diversi. Il valore della lealtà significa molto per entrambi i sessi, ma gli obiettivi di solito sono squadre e coalizioni per i ragazzi e relazioni a due per le ragazze. Lo sviluppo del cervello umano dalla nascita all'età adulta è organizzato in modo da favorire le istanze identitarie. Infatti l'acquisizione di usi, costumi e soprattutto della prima lingua presentano periodi critici di apprendimento che si completano con la pubertà. Ciò significa che è possibile integrare in maniera completa un bambino in una comunità differente dalla sua soltanto se viene adottato precocemente. Dopo l'età critica rimarranno più o meno indelebili i segni della sua alterità linguistica e culturale, che si potranno manifestare nella presenza di un accento straniero o nella incapacità di esprimersi fluentemente senza errori nella lingua. Anche le credenze culturali o religiose apprese precocemente sono molto difficili da mettere in discussione. Per questa ragione, a mio parere, si dovrebbe favorire al massimo la pratica e l'educazione precoce, plurilingue e plurireligiosa. Ultimo punto, concludo, spunti di riflessione. In questa lezione inaugurale dell'anno accademico dell'Università di Udine ho cercato di analizzare in maniera molto generale le aspirazioni universalistiche e le istanze identitarie che sembrano agire all'interno delle menti umane. Entrambe presentano vantaggi e limiti. Negli esseri umani, noi esseri umani che ci siamo autodefiniti sapiens, dobbiamo a questo punto dimostrarci tali. Ora stiamo vivendo in una fase di forte squilibrio, nella quale i sistemi politici e culturali dell'Occidente sembrano essere interessati soprattutto allo sviluppo di istanze universalistiche, che di fatto corrispondono a una sistematica eliminazione delle diversità linguistiche e culturali. Si stima che nel 2100 il 95% delle 7.000 lingue giunte fino a noi, attraverso migliaia di anni di evoluzione culturale, saranno scomparse. Paradossalmente tale eccidio linguistico e culturale passa inosservato, mentre fanno notizia le manifestazioni di violenza basate su istanze tribali, quale l'aggressività in ambito sportivo, i fenomeni di violenza che si ispirano all'integralismo religioso e la crescita delle ideologie razziste. È necessario riuscire a promuovere le aspirazioni universalistiche e favorire lo sviluppo dell'individuo e dei suoi diritti universali, da una parte, ma dobbiamo essere in grado di rispettare e promuovere anche le istanze identitarie. Come riuscire a realizzare questo difficile equilibrio? La strada più promettente mi sembra quella che si basa sulla conoscenza, sulla tolleranza e su azioni guidate dalla razionalità. A mio parere, a livello politico in futuro si dovrà cercare di promuovere una riorganizzazione delle società umane che si basino sul rispetto dei diritti universali degli individui e che traggano ispirazioni dalle conoscenze derivate dalle neuroscienze sociali e dagli studi antropologici. Un punto di partenza fondamentale è il riconoscimento e la ricostruzione dei gruppi sociali descritti da Robin Dunbar.
e annidati nella struttura profonda della mente umana. Particolare attenzione dovrà essere posta alla neutralizzazione delle intrinseche tensioni aggressive intergruppo. I viventi in generale e la specie umana in particolare si evolvono costruendo strutture complesse che si sostengono sui sistemi più arcaici e più semplici. Gli studi di neuroscienze a cui si è fatto riferimento indicano che non è possibile cancellare o buttare via il nostro passato, perché questo è incarnato nella struttura organizzativa del nostro cervello e della nostra mente. Senza differenti popoli, lingue, culture, non credo vi sarà spazio né per una evoluzione biologica della specie umana, né per un ricco e variegato progresso culturale. Ciò che si imporrà sarà soltanto una desolante, disumana e universale standardizzazione. Ringrazio tutti per l'attenzione e un sentito ringraziamento Franco, volevi concludere? No, volevo ringraziarti, un sentito ringraziamento a te per avermi dato l'opportunità di presentare queste idee e riflessioni. Grazie. Bene, e grazie a Franco Fabbro. Abbiamo soltanto il coro del Gaudeamus e abbiamo concluso, quindi invito il coro a prendere le posizioni. Ringrazio Fabbro per questa affascinante sfida del bisogno di universalismo per mitigare i conflitti, ma della necessità delle istanze identitarie, visto che appunto veniamo da una storia dove i gruppi sono il nostro luogo di formazione. Siamo pronti? Grazie a tutti e buon anno accademico a tutti, la cerimonia è conclusa. Grazie.